se quel decreto, quel provvedimento provvisorio del governo non fosse mai stato adottato. Sulla base di quel decreto legge, quello del 23 febbraio 2020 numero 6, lo ricordiamo tutti, insomma, dalle conferenze stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, il professor avvocato Giuseppe Conte, abbiamo assistito fino al 25 di marzo a tutta una serie di DPCM, ormai è un acronimo noto, cioè i cosiddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Che cosa sono questi DPCM che abbiamo imparato a conoscere? Perché toccano proprio il mondo della piccola e media impresa, insomma, ma più in generale l'intero mondo imprenditoriale. Sono degli atti amministrativi, quindi non sono leggi, non sono atti aventi forza di legge, sono degli atti amministrativi che possono avere un contenuto molto eterogeneo, in questo caso è un contenuto sostanzialmente normativo, cioè contengono delle disposizioni normative che, ripeto, toccano anche il mondo imprenditoriale e che hanno dato e continuano a dare attuazione, tra virgolette, operatività alle misure di contenimento che sono presenti nel decreto legge. Abbiamo visto come questi DPCM in una prima fase, in un primo momento, hanno riguardato solo le zone colpite dai focolai pandemici e solo a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 queste misure di contenimento, queste misure fortemente limitative, sono state estese a tutta Italia, quindi all'intero territorio nazionale. Poi possiamo discutere sui ritardi da parte dell'esecutivo per quanto concerne l'adozione del decreto legge rispetto alla dichiarazione di emergenza che è del 31 gennaio, quindi con un ritardo di ben 23 giorni, però qui entriamo in responsabilità di natura politica, giuridica, forse anche penale, su cui ovviamente non è questa la sede, insomma, per occuparsene. Il decreto legge però del 23 febbraio 2020, numero 6, in data 25 marzo è stato in buona parte, tranne 2 disposizioni normative, è stato abrogato. Quindi è stato, scusate se uso un termine non tecnico, ma per farvelo capire, è stato sostituito con un nuovo decreto legge, che è quello che è attualmente è in vigore, ed è il decreto legge 25 marzo 2020, numero 19. Questo decreto è alla base di tutti i DPCM che sono stati adottati in seguito al 25 marzo. Ovviamente questo decreto detta delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Quindi lo scopo di questo decreto, che ha abrogato quello di febbraio, che è tuttora in vigore ed è in corso di conversione nei 2 rami del Parlamento, nelle Camere, ci sono da parte delle forze parlamentari anche delle proposte di emendamenti, di modifiche, però oggi il testo non è ancora stato convertito, quindi non è ancora intervenuta la legge formale di conversione, cerca di, diciamo così, omogeneizzare, armonizzare le misure di contenimento che prima erano frammentate nel decreto legge del 23 febbraio e poi erano sparpagliate nei vari DPCM che abbiamo imparato a conoscere dal 23 febbraio fino alla fine del mese scorso, del mese di marzo 2020. Quindi l'intento di questo nuovo decreto legge, che è attualmente in vigore, che ha sostituito quello precedente, è quello di armonizzare, di omogeneizzare queste misure di contenimento. Qual è la novità di questo decreto? È che non solo si cerca appunto questa opera di sistematizzazione, ma il decreto consente non solo, possiamo dire così, l'inasprimento delle misure, ma anche una loro rimodulazione nel caso in cui la pandemia dovesse dare dei risultati più favorevoli, quindi qualora ci sia un calo, una diminuzione dell'andamento epidemiologico. Quindi questo decreto consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso i DPCM, di utilizzare questo atto come un ascensore praticamente, no? Cioè, qualora ci sia un aumento di contagi, ci possono essere dei DPCM restrittivi,
Qualora invece il calo dei contagi diminuisca, ci può essere un allentamento, la cosiddetta fase 2, che dovrebbe entrare a regime a partire dal 4 maggio 2020, quindi fra qualche giorno dovremo avere un allentamento delle misure di contenimento. Come sapete, questo è avvenuto proprio con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2020, in vigore dal 4 maggio, tranne che per alcune attività preparatorie di alcune imprese che possono aprire, che possono già attivarsi a partire dal 27 di aprile. E appunto questo nuovo DPCM, questo nuovo atto amministrativo sarà in vigore dal 4 di maggio fino al 17 di maggio e dovrebbe in qualche modo aprire, non regolare completamente, dovrebbe aprire la cosiddetta seconda fase, la fase 2. Voi sapete che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legge ma poi rese operative dai PCM, quindi ad esempio io apro un'attività di impresa che è sospesa, vado incontro, a meno che non commetta un reato, a meno che la mia apertura non perfezioni una fattispecie delittuosa o contravvenzionale, a una sanzione amministrativa in base all'articolo 4,1 che va da un minimo di 400 euro a un massimo di 3.000 euro. Quindi mentre fino al 25 marzo la violazione di queste limitazioni andava a perfezionare un reato contravvenzionale, quindi un ordine dell'autorità, a partire dal 25 marzo, ma questo è effetto retroattivo perché la norma è più favorevole, non c'è più il perfezionamento del reato di disobbedienza a un ordine dell'autorità, ma chi dovesse ad esempio aprire un'attività non consentita va incontro ad una sanzione amministrativa con un minimo, dice l'articolo 4,1, di 400 euro, massimo 3.000 euro. Ovviamente queste sanzioni sono poi impugnabili davanti al prefetto o in alternativa davanti al giudice di pace. Ora, per quanto riguarda il mondo delle imprese, il mondo imprenditoriale, il legge del 25 marzo 2020, numero 19, ha previsto tutta una serie di misure di contenimento che sono particolarmente insomma, interessanti per il vostro settore. Penso alla limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, tranne ovviamente quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli e alimentari di prima necessità. Pensiamo alla limitazione o sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e di alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, quindi i bar, i ristoranti, eccetera. Oppure la limitazione o la sospensione di altre attività di impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni. Quindi c'è una compressione molto forte proprio tra l'altro di un diritto costituzionalmente garantito, che è quello di cui l'articolo 41, sia l'iniziativa economica, che non è solo aprire un'attività di impresa, ma è anche la possibilità di portarla avanti, insomma, di proseguirla. Ora, dal mio punto di vista, e mi avvio verso la conclusione, questo decreto legge pone qualche problema di costituzionalità. Questo ovviamente non significa che il decreto è incostituzionale, questo significa che autorevoli costituzionalisti dubitino che questo modo di agire del governo, ragiono ovviamente da un punto di vista esclusivamente tecnico, possa presentare dei profili di legittimità, però fino a quando non interviene la Corte Costituzionale, cioè fino a quando la Corte Costituzionale non viene investita della questione, questi provvedimenti rimangono in vigore e quindi di conseguenza vanno rispettati nonostante le perplessità, i dubbi che ci siano. Eventualmente, se qualcuno dovesse ricevere una sanzione amministrativa e la impugna davanti al giudice di pace, ecco, in quell'occasione si potrebbe valutare, in occasione del giudizio, di chiedere al giudice di pace di sospendere il giudizio principale ed eventualmente portare la questione all'esame della Corte Costituzionale. Però le persone fisiche e le persone giuridiche, quindi noi privati, ma anche una persona giuridica come può essere una società che svolge un'attività di piccola e media impresa, non può ovviamente ricorrere
è uno strumento, questo che nel nostro ordinamento costituzionale non è consentito, ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale. Ora, e mi avvio alla conclusione, perché questo decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, ma anche quello precedente che è stato abrogato, cioè quello di febbraio, presenta dei profili di incostituzionalità? Perché un decreto legge, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, cioè le sentenze della Corte Costituzionale, deve fondarsi non solo su un presupposto di straordinarietà, urgenza e necessità, e questo c'è perché c'è la necessità di contenere il contagio dell'agente patogeno Covid-19, ma deve contenere anche delle misure di immediata applicabilità, proprio perché c'è da fronteggiare una situazione immediata. Allora, quando il decreto legge mi parla di limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, di limitazione o sospensione, articolo 1,2 lettera Z, di altre attività di impresa o professionali, sono limitazioni o sono sospensioni? Capite che sul punto il decreto è abbastanza vago e generico? Quando io mi posso muovere per esigenze lavorative, articolo 1,2 lettera A, sapete che c'è un generale divieto di circolazione tranne nel caso di motivate esigenze lavorative. Questo riguarda solo lo spostamento dal luogo della mia residenza, della mia dimora, del mio domicilio verso il luogo di lavoro, oppure se la mia attività di impresa comporta lo spostamento, ad esempio con la macchina aziendale. Questo rientra oppure no nell'esigenza lavorativa? Allora capite che il decreto legge sul punto contiene, ma questo vale anche per gli stessi motivi di salute, se io mi devo recare ad assistere un soggetto terzo, questo è compreso o non è compreso? Stando all'autodichiarazione sì, ma arriviamo alla follia per cui è un'autodichiarazione che a titolo esemplificativo tipizza i casi in cui c'è un motivo di salute, c'è un'esigenza lavorativa, oppure cos'è una situazione di necessità, andare, o di urgenza, fare la spesa, certo, recarsi dal medico, certo, solo questo? Cos'è una specifica ragione? Cioè capite che il decreto usa delle disposizioni vaghe, generiche, fortemente discutibili, facendo venir meno il requisito della immediata applicabilità. Sono sospese o limitate le attività di impresa? È ovvio che poi il DPCM le sospende, però il DPCM, cioè l'atto amministrativo attuativo, le sospende, però i bar sono chiusi, le pizzerie sono chiuse, adesso potranno aprire quelli da sport, già lo possono fare sulla base dell'ordinanza regionale di Zaia di qualche giorno fa, però capite che questa vaghezza stride proprio con la natura dell'atto, cioè il decreto legge, che necessita invece di misure immediatamente applicabili. Quindi se ricevete un'eventuale sanzione e decidete di impugnarla soprattutto davanti al giudice di pace, c'è la possibilità di chiedere al giudice, poi deciderà lui, ovviamente non è obbligato a sollevarla, di appunto portare la questione all'esame della Corte Costituzionale. Tra l'altro un decreto legge che affida a dei DPCM, cioè a degli atti di natura, a degli atti di natura amministrativa, la operatività delle misure di contenimento è una contraddizione in termini, perché se io ho una situazione di urgenza e di necessità, certamente non posso utilizzare un atto amministrativo e quindi far sì che il decreto legge assuma una efficacia differita. Quindi questo è assolutamente problematico. Qui siamo in una situazione che io insieme ai miei colleghi abbiamo definito una fibrillazione dello Stato democratico, dello Stato di diritto, che va a toccare diritti costituzionalmente tutelati, come proprio l'iniziativa economica, ma la libertà di riunione, la libertà di culto, eccetera. Insomma, i problemi sono molto forti. Quindi io ho dei dubbi proprio sulla tenuta stessa di tutto questo impianto. È ovvio che in assenza di una pronuncia del giudice costituzionale i provvedimenti rimangono in vigore e come tali trovano applicazione. Sapete, e concludo, che l'articolo 3,1, sempre del decreto legge 25 marzo 2020 numero 19, consente anche alle regioni di adottare delle misure. Voi sapete che per esempio sono intervenute alcuni giorni fa delle ordinanze del presidente della giunta regionale, l'ultima più permissiva in qualche modo, no? Che apre alcune attività, che consente una maggiore possibilità di spostamento.
L'ultima ordinanza di Zaia sarà in vigore fino al 3 di maggio. A me hanno scritto tanti sindaci parlamentari per chiedere se questi provvedimenti sono legittimi. Allora, senza intervenire ovviamente nel merito politico, perché non è questa la sede né questo è il mio compito come costituzionalista, però se io leggo l'articolo 3,1 si dice che le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possono introdurre solo misure restrittive. Quindi le ordinanze che adottano misure più permissive, su cui possiamo anche essere d'accordo, molti di noi possono essere d'accordo sul piano contenutistico, però violano proprio la legge, in particolare il comma 1 dell'articolo 3. Non a caso il ministro per gli affari regionali e le autonomie senza portafoglio, Boccia, ha detto che se dovessero continuare si procederà a un'impugnativa, a un ricorso giurisdizionale, in questo caso al TAR per il Veneto, addirittura a sollevare un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale. E la conseguenza di tutto questo che cos'è? È un cortocircuito istituzionale. Quindi io mi pongo la domanda, ma le forze dell'ordine che cercano di fare al meglio il loro lavoro, quindi la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia Stradale, ma anche le polizie locali che operano nei vari comuni, ma devono applicare il DPCM del 10 marzo 2020, quello che ha dato attuazione al decreto legge 25 numero 19, che ovviamente contiene delle misure fortemente restrittive, oppure l'ordinanza regionale che invece è molto più ampia e consente ad esempio maggiori spostamenti e anche interviene sulle aperture. Capite che questo può porre dei problemi interpretativi con tutte delle ricadute, con tutte delle conseguenze anche in caso di applicazione della sanzione amministrativa. Quindi è una situazione assolutamente caotica dove, e veramente concludo, scusatemi se ho fatto questa lezione di diritto costituzionale che forse vi può interessare relativamente, ma solo per dare un quadro generico, dove dal mio punto di vista, ma su questo sono intervenuti costituzionalisti ben più autorevoli del sottoscritto, come Cassese, ma lo stesso monito anche della professoressa Marta Cartabia, l'attuale Presidente della Corte Costituzionale, noi corriamo il rischio che la Costituzione venga applicata disapplicandosi. Questo è molto pericoloso per uno Stato di diritto, perché capite che qui non è solo una questione di forma, di procedura o di rapporti tra gli organi costituzionali, ma è una questione che va a toccare l'impresa, che va a toccare il lavoro, che va insomma a toccare un po' tutta la ricchezza tutto il prodotto interno lordo del nostro paese, insomma va a toccare il rapporto debito-PIL, insomma tocca l'economia, tocca la finanza, porta lo Stato a fare sostanzialmente delle manovre a deficit, a chiedere al Parlamento, adesso lo dovrà fare con il decreto di maggio, l'autorizzazione a deviare dal principio dell'equilibrio di bilancio di quell'articolo 81. Insomma, sono dei problemi molto 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 seri e dal mio punto di vista sotto il piano della tecnica normativa forse si doveva agire in maniera diversa, lasciando comunque un minimo spazio, una residualità nell'esercizio di alcuni diritti fondamentali che certamente possono essere sacrificati in nome della dimensione collettiva della tutela della salute. Questo è fuori discussione, ci mancherebbe altro, salute che è diritto fondamentale, ma non al punto, in alcuni casi, non in tutti, di sacrificarne la loro operatività minima. Grazie a tutti e resto a disposizione per eventuali domande. Grazie mille Daniele, sempre chiaro, pulito come sempre. Oggi non vorrei aumentare una polemica, ma parlavano di congiunti. Stamattina ho fatto smart working da casa e mentre facevo colazione, ma ormai stavo già lavorando, insomma, parlavano dei congiunti. Se vuoi fare una parola anche su questo, Daniele. Allora, mi sono confessato da poco e quindi devo stare buono. Allora, i congiunti, e questo Conte, che è professore ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli Studi di Firenze, oltre che essere un avvocato, dovrebbe conoscerlo,
I congiunti nel diritto civile, che è uno dei settori, uno dei rami più importanti del diritto privato, non esistono. Esistono gli affini, esiste il coniuge, esistono i parenti che giuridicamente parlando arrivano fino al sesto grado. Che cos'è un congiunto? L'unico articolo del nostro ordinamento che parla dei congiunti ma li elenca è l'articolo 307, mi pare, comma 4, ultimo comma del vigente codice penale. E quindi si dovrebbe, stando anche a quello che ha detto un ex presidente di sezione della Cassazione, interpretare estensivamente e in chiave sistematica questa disposizione normativa. Quindi nell'autocertificazione nuova, non so cos'è, siamo arrivati alla settima, all'ottava? Non lo so. Insomma, nell'autocertificazione, quella che sarà utilizzabile a partire dal 4 maggio, cioè quando entrerà in vigore il DPCM del 26, quello che è già stato approvato ma entrerà in vigore il 4, quello che allenta le misure di contenimento, DPCM di Conte, e addirittura si fa l'esempio dei fidanzati, delle relazioni stabili, eccetera. Tutto questo, da un punto di vista giuridico, non rientra nella definizione di congiunti, anche perché con tutto il desiderio che uno può avere di andare a incontrare la fidanzata o un amico, che è assolutamente comprensibile, nelle FAQ del governo, sapete, no, cosa posso fare, posso uscire, chi è congiunto, eccetera, vi dicono rapporti di amicizia stabili, fidanzati, eccetera. Ma giuridicamente parlando, questo è discutibile. Chi stabilisce se un rapporto è stabile o meno? Se io ho dato l'anello alla fidanzata e se non l'ho dato l'anello, se sono insieme da 2 settimane, è un rapporto stabile? E se mi sono mollato e poi ho ripreso il rapporto, la relazione, quello è un rapporto stabile, oppure essendoci stata l'interruzione, cioè siamo veramente alla follia più totale. Quindi anche la stessa autocertificazione, soprattutto per quanto riguarda la questione dei congiunti, sapete che ci si può muovere, no, per andare a trovare i congiunti all'interno del territorio regionale a partire dal 4 maggio, lascia spazio a delle discutibili interpretazioni. Ormai le FAQ, comunque, dico solo questo, un mio collega oggi mi scriveva che le FAQ dobbiamo mettercela via noi costituzionalisti, perché le FAQ del governo sono la nuova fonte di produzione del diritto che ha preso il posto della Costituzione. Sto iniziando a crederci. Grazie. Voleva essere una battuta legata alla scena di Amici miei, quando dovevi prendere tutto il pacchetto, moglie, figli, cane, eccetera. Comunque, andiamo avanti con il convegno. Adesso lascerei la parola al professore avvocato Innocenzo Megali, che è presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e CUP di Belluno e coordinatore dei consulenti del lavoro del Veneto. Insieme a lui il Centro Consorzi sta collaborando, anzi ringrazio soprattutto lui, non mi abbia male, ma alla fine è il fulcro che ha fatto creare insieme a Trabucco questo convegno, e insieme a lui stiamo valutando di dare delle opportunità a delle aziende proprio per assisterle in questo periodo. Quindi abbiamo pensato, come continuazione dell'argomento che aveva trattato Diego da Canalla ieri del CATA, Consorzio Artigiano Tutela Salute e Sicurezza, e del Centro Consorzi, di fargli fare un passaggio molto importante con questo titolo abbastanza da spunto, no? Il contagio da coronavirus è infortunio sul lavoro. Quindi io darei la parola all'avvocato Megali, scusate, Innocenzo, in modo tale da incominciare con la seconda parte. Innocenzo. Grazie per l'organizzazione di questo incontro che abbiamo realizzato in tempi brevi, data anche l'urgenza per affrontare problematiche molto attuali. Un buon pomeriggio a tutti i partecipanti, un ringraziamento particolare al professor Trabucco, che con la sua dotta, brillante e chiara relazione mi ha spianato la strada per poter individuare alcuni aspetti di particolare attualità, come diceva Stefano, proprio in questo momento. In questi giorni di emergenza nazionale e in questa nell'approssimarsi della cosiddetta fase 2, quindi con molte imprese che hanno aperto, che stanno aprendo e che sono in procinto di aprire,
La domanda che ci facciamo tutti è di vedere in che modo i datori di lavoro sono tenuti ad attivarsi per prevenire il rischio di un contagio da coronavirus in azienda. In particolare, quando si parla di rischio da contagio, bisogna vedere la natura di questo rischio. Quando si parla di sicurezza nei luoghi di lavoro, bisogna sempre vedere di che natura si sta parlando. In particolare, il coronavirus, come tutti sappiamo, è un rischio di natura biologica, il contagio, che è disciplinato dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro nel titolo 10 del decreto legislativo 81 del 2008, che riguarda però chi specificamente si trova a contatto con un agente biologico. Quindi sicuramente vale per il personale delle aziende sanitarie che si trovano esposti agli agenti biologici presenti nei pazienti affidati alle loro cure, oppure si può trovare in laboratorio di analisi per determinate analisi che si stanno facendo. Si tratta quindi di un agente biologico esterno che agisce in un ambito praticamente sconfinato, come tutti purtroppo abbiamo visto, perché riguarda tutto il pianeta e riguarda persone di qualsiasi età, di qualsiasi genere, e quindi ha un ambito di contagio praticamente enorme. Il problema è quando si insinua in un'organizzazione produttiva in cui non sono normalmente presenti agenti biologici, quindi in qualsiasi impresa in cui normalmente lavoriamo. Questo non significa che anche questi rischi debbano essere tenuti presenti, però devono essere tenuti presenti come in qualsiasi altro ambiente. Ovviamente il rischio da contagio ce l'abbiamo in azienda, come ci può essere in qualunque delle nostre abitazioni o in qualsiasi altro luogo. Perché lo prendiamo in considerazione per le imprese? Lo prendiamo in considerazione, ma l'unico rischio maggiore è dato dalla presenza cumulativa di più persone in questo determinato ambiente. Lo stesso rischio che ci potrebbe essere nelle scuole in caso di apertura o nei mezzi di trasporto. Nel caso del coronavirus, quindi, il rischio è soltanto perché c'è nel luogo di lavoro una aggregazione di più persone. Il principio generale di chi esercita un'attività è dato dall'articolo 2087 del Codice Civile, in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Di conseguenza abbiamo una regola di carattere generale che ci dice che il datore di lavoro deve attivarsi per prevenire possibili situazioni di malattia, di pregiudizio alla salute nel luogo di lavoro. Questa è la disposizione di carattere generale su cui la giurisprudenza spesso ha riconosciuto la responsabilità sulla base di questa disposizione anche per patologie che in un certo momento non erano state specificamente individuate o non erano state disciplinate dal legislatore. Oggi abbiamo determinati provvedimenti che ci dicono espressamente che questo è un rischio specifico per il datore di lavoro e quali sono le misure che devono essere adottate. In particolare, il più recente è il protocollo del 24 aprile 2020 sottoscritto dalle parti sociali per cercare di fare in modo che il lavoro si svolga in condizioni di sicurezza. Un problema ci potrebbe essere, ma il professor Trabucco ha gettato le basi per risolvere il problema sulla natura giuridica del protocollo. Il protocollo di per sé è un accordo collettivo e quindi come tale dovrebbe avere efficacia per chi aderisce alle organizzazioni stipulanti questo accordo. Quindi avrebbe un'efficacia soggettiva di diritto comune e quindi non tutte le imprese potrebbero essere di per sé soggette all'applicazione di questo protocollo. Però il protocollo è stato oggetto di una raccomandazione da parte di un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui abbiamo già capito la natura giuridica e l'efficacia, in particolare quello dell'11 marzo 2020, e i datori di lavoro non iscritti alle associazioni stipulanti non potrebbero comunque
ignorare la raccomandazione. Inoltre, il DPCM del 26 aprile 2020 impone espressamente che sia rispettato il protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020. Inoltre, il decreto legge 19 del 2020, di cui abbiamo appena sentito pregi e difetti, fonte comunque di rango primario, richiama i protocolli anticontagio. Quindi a questo punto sicuramente, essendo richiamati non soltanto dal DPCM ma anche dal decreto legge, i protocolli sono in vigore, devono essere osservati, anche perché la sanzione prevista espressamente nel protocollo che l'ha dettata espressamente è quella della sospensione dell'attività laddove l'attività possa essere esercitata e non rispetti le condizioni previste nel protocollo. Uno dei problemi che in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di discussioni ci si è posti è a questo punto quali sono le disposizioni che il datore di lavoro deve osservare? Deve osservare il decreto legislativo 81 del 2008 che pur non prevede espressamente questo rischio in quanto prevede i rischi biologici e questo è un rischio di natura esterna, diciamo, all'attività. Deve rispettare il decreto legislativo 81, deve rispettare il protocollo e tutti gli atti normativi che lo richiamano, deve rispettare i protocolli specifici di settore, perché molto spesso il problema non è rispettare la norma, ma individuare la norma che si deve rispettare. Tante ce ne possono essere, specie in un periodo in cui la produzione ha carattere, la produzione normativa in situazioni di emergenza ha veramente carattere alluvionale. Sicuramente il decreto legislativo 81 resta in vigore, la norma, il testo normativo a carattere generale, quindi deve essere osservato per tutti i rischi. Diciamo quindi che il protocollo del 24 aprile, così come gli altri di settori, si affiancano al decreto legislativo 81 e non lo sostituiscono. Una domanda che ci si pone tra addetti ai lavori, ma in ogni caso anche in ambiente imprenditoriale è questo: ma il DVR va cambiato per effetto di questo rischio da contagio del coronavirus? C'è una norma specifica, l'articolo 29 del decreto legislativo 81, che dice che il documento di valutazione dei rischi va cambiato tutte le volte in cui ci sono delle modifiche del processo produttivo. Qua non siamo nell'ambito di modifiche del processo produttivo, casomai le modifiche del processo produttivo ci sono proprio per adeguarsi al protocollo e alle norme di sicurezza in materia di contagio da coronavirus. Quindi io direi che non è una questione di DVR, non siamo nell'ambito dell'articolo 29, quindi delle modifiche del processo produttivo né delle altre ipotesi, quindi di per sé il DVR non va cambiato, se è questa la preoccupazione che possiamo avere. Di contrario avviso ci sono autorevolissimi, ben più di me ovviamente, esperti della materia, quali ad esempio il dottor Guariniello, che dice che il DVR va cambiato, ma proprio per quanto appena detto ritengo che la mia possa essere un'opinione personale, ma insomma fondata su dati normativi. Per quanto riguarda le disposizioni da osservare, sì, quindi si devono osservare sicuramente quelle del protocollo, che possono essere diverse da quanto previsto nel DVR. Richiedono una particolare attenzione. Ho assistito questa mattina ad un'ispezione dello Spisal e lo Spisal ha proprio valutato se tutti gli aspetti indicati nel protocollo fossero rispettati. In particolare ha valutato se ci fosse la distanza, era un'azienda, ovviamente era un'impresa che era legittimamente in attività perché rientrava tra quelle che già possono esercitare l'attività, ha valutato la distanza interpersonale di 1 metro o di 2 metri, ha valutato l'uso di mascherine e guanti da parte degli addetti, l'ampia disponibilità di mascherine e guanti da parte degli addetti, perché non basta che al momento del controllo abbiamo la mascherina e i guanti, bisogna anche dimostrare che queste mascherine e guanti ci sono anche per le lavorazioni nel corso della giornata, per le lavorazioni in momenti successivi. Ha valutato la presenza, oltre ai guanti, di detergenti per il lavaggio delle mani, l'ampia disponibilità
di sistemi di disinfezione delle mani e dei luoghi di lavoro, quali tastiere, quali computer, la presenza di cartelli informativi, la presenza di adeguata informazione sulla necessità di cambiare l'aria, il ricorso anche parziale alla modalità di lavoro agile, su cui dopo parleremo, vi saranno delle relazioni specifiche, la gestione delle modalità di ingresso e di uscita dai luoghi di lavoro, la corretta gestione dei bagni e degli spogliatoi, quindi molti elementi di cui si deve dimostrare la valutazione, l'attuazione, ci vuole la massima tracciabilità, perché dobbiamo documentare non soltanto, come ho detto prima, il rispetto nel momento del controllo, ma anche il rispetto in periodo precedente e la possibile anche nel periodo successivo, perché bisogna avere delle disponibilità adeguate. Quindi tutti questi elementi devono essere valutati attentamente al momento in cui si esercita l'attività o si è in procinto di esercitare l'attività. Lo stesso protocollo anche affronta il problema della misurazione della temperatura corporea da parte dei lavoratori, il che quindi è opportuno farlo. Si tratta di trattamento di dati personali, va rispettata la normativa sulla privacy, il dato quindi va considerato soltanto in presenza di elementi particolari, ossia nel caso in cui venga superata la temperatura di 37,5 gradi. Bisogna dare l'informativa al lavoratore, l'informativa può essere anche orale, bisogna indicare la base giuridica del trattamento dei dati, però in ogni caso anche su questo punto si è creato un certo contrasto, perché il garante della privacy in un comunicato dell'inizio di marzo era più restrittivo in questa possibilità di trattamento dei dati, poi il protocollo però ha superato queste perplessità che erano state individuate dal garante della privacy, ovviamente sulla base della normativa in vigore. Entriamo, dopo questa premessa, al fulcro e cerco di rispondere alla domanda che Stefano Balbinot mi ha posto all'inizio. Il contagio da coronavirus, qualora nonostante tutte queste precauzioni, tutti questi dispositivi, tutte queste attenzioni non si riesca ad evitare, è infortunio sul lavoro? La risposta in questo caso parte da un dato normativo ed è di carattere positivo, perché l'articolo 42 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020, appena convertito in legge con la legge del 24 aprile 2020, qualifica come infortunio sul lavoro l'infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro, con conseguente tutela da parte dell'INAIL, ma con tutti i problemi che ci possono essere. L'INAIL ha già emanato una circolare, la numero 13 del 3 aprile 2020, con cui ha chiarito che sono tutelati innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vi è una presunzione di origine professionale dell'infortunio, considerata l'elevatissima probabilità che vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio però si applica, quella di presunzione dell'origine professionale della malattia derivante dal contagio al coronavirus, e si applica anche a casi meno eclatanti di quello del contagio in ambiente sanitario, ad esempio tutte le persone che sono esposte ad un rischio specifico. Chi ha detto al front office, chi ha detto alla cassa di un supermercato, sicuramente si trova a contatto con un rilevante numero di persone, per cui anche in questo caso vi è una presunzione che ci possa essere stata, che vi sia stato questo contagio da coronavirus nel luogo di lavoro. In altri casi si valuterà caso per caso, laddove non sia così eclatante, non ci siano questi criteri presuntivi, si valuterà caso per caso, e se vi sono elementi di carattere medico, clinico, epidemiologico, circostanziali che possono far propendere o meno per l'infortunio sul lavoro. In ogni caso si applica, essendo considerato infortunio sul lavoro per effetto di questa disposizione normativa, la normativa generale, per cui anche l'infortunio in itinere nel tragitto dal domicilio al luogo di lavoro è considerato quindi infortunio sul lavoro. Quindi abbiamo visto che vi può essere una responsabilità civile nel caso in cui è considerato un infortunio sul lavoro e vi è una violazione a norme di prudenza o a norme specifiche, quali possono essere quelle dettate nei protocolli. Vi è anche la responsabilità penale
derivante dagli articoli 589 e 590 in caso di lesioni o morte derivante da infortunio sul lavoro. Accanto alla responsabilità civile e alla responsabilità penale, e mi avvio anch'io verso la conclusione per non togliere spazio agli altri relatori, vi è una ulteriore responsabilità, è la responsabilità amministrativa degli enti. Responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal decreto legislativo 231 del 2001, che ha previsto, accanto alla responsabilità penale per molte fattispecie, tra cui, come già detto, lesioni e infortunio mortale sul lavoro, ha introdotto una responsabilità amministrativa degli enti, ossia delle persone giuridiche. Il concetto di persona giuridica dal 2001 ad oggi, derivante dall'interpretazione giurisprudenziale, è stato molto esteso, per cui anche la ditta individuale è considerata un ente. Quindi la responsabilità amministrativa riguarda tutte le imprese, perché anche la ditta individuale è considerata un ente, cui si applica questa normativa. Ed è una responsabilità che si aggiunge in modo molto pesante, nel senso che resta la responsabilità penale del titolare o della persona che ha la legale rappresentanza di un'eventuale società, ma a questa si aggiunge questa responsabilità amministrativa, che può essere molto pesante perché può arrivare all'interdizione dello svolgimento dell'attività, oppure può avere delle sanzioni di carattere pecuniario molto elevate, anche oltre €1.000.000. Come si fa ad evitare questa responsabilità penale? Questa responsabilità amministrativa, scusate, si evita la responsabilità amministrativa se si dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo. Ossia, tutto quello che noi abbiamo detto e che intendiamo fare per evitare il rischio anche da contagio da coronavirus, lo dobbiamo indicare specificamente in un modello. Modello che va a vincolare tutta la società, tutta l'impresa, non soltanto i lavoratori, non soltanto alcune figure, le figure apicali, ma l'intera impresa. Se abbiamo questo modello, che non soltanto viene preparato come qualsiasi altro modello, ma viene poi attuato, possiamo evitare questa responsabilità amministrativa. Molti dicono, ma se abbiamo già il DVR, i documenti di valutazione dei rischi, non è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. La Corte di Cassazione, in una sentenza del gennaio del 2020, a fronte della difesa dell'impresa che ha detto, ma avete voi stesso riconosciuto in sede di controllo che il mio DVR, il documento di valutazione dei rischi, era perfetto, che non c'era niente da aggiungere? La Corte di Cassazione ha detto, sì, avete ragione, ve lo riconosciamo, il documento di valutazione dei rischi era perfetto, non c'era una pecca, ma non avevate il documento organizzativo previsto dal decreto legislativo 231, che è un'altra cosa rispetto al documento di valutazione dei rischi. Quindi possiamo evitare questa responsabilità amministrativa se lo adottiamo e se lo attuiamo. Com'è che si attua efficacemente? Beh, ci deve essere un organismo di vigilanza composto da uno, da due, tre persone, o da uno, da tre persone, che valuta se queste misure sono adottate. Vi devono essere dei canali informativi tra modello organizzativo, tra impresa e organismo di vigilanza, delle verifiche periodiche. Si deve valutare quindi che tutto sia non soltanto previsto, ma anche attuato. Per far questo, come già detto, per quanto riguarda tutta l'attività di prevenzione dei rischi, il consiglio che posso dare è di adottare la massima tracciabilità di quello che si fa. Quindi, laddove andiamo a comprare questi dispositivi di prevenzione previsti ad esempio dal protocollo, dobbiamo avere l'accortezza non soltanto di averli in azienda, perché dobbiamo anche dimostrare da quando li abbiamo, quindi è opportuno avere la massima tracciabilità, a farsi fare la fattura, conservare la fattura, sia per quanto, ma per tutto quello che compriamo, dal termometro ad infrarossi fino ai guanti, fino agli altri dispositivi di igienizzazione delle mani e degli ambienti. Ottenere su tutto la massima tracciabilità per poi dimostrare che è stato adottato e attuato tutto quanto previsto dalla normativa di settore. Grazie e resto a disposizione. Grazie mille. Innocenzo, per quanto riguarda il discorso del protocollo che dicevi, per quanto riguarda l'integrazione, quella del 24 aprile, come allegato 6, anche noi, anche grazie al tuo contributo, insomma, se c'è qualche azienda che ha bisogno, siamo qui a vostra disposizione a darvi una mano eventualmente per crearlo.
E, importante anche il passaggio per quanto riguardava i MOG 231, dove anche qui, parlando con i miei colleghi che si occupano maggiormente del settore sicurezza, vediamo che c'è una centralità e molto probabilmente ci sarà anche una rincorsa da parte delle aziende anche per questi sistemi organizzativi di gestione. C'è qualche domanda, se posso. C'è la Elena che chiede, no scusi, la Sabrina che chiede se possibile vorrei un parere dell'avvocato riguardo alla raccolta di firme tramite l'autocertificazione. Può diventare una consuetudine in ambito legislativo? Raccolta di firme, a proposito di cosa? Per l'abrogazione dell'autocertificazione, non ho ben capito la domanda. Signora Sabrina, se è ancora in linea, apra il microfono se ha la possibilità, così fa direttamente la domanda, o se non ha il microfono lo scriva sotto, insomma. Autocertificazione per spostarsi. Ma l'autocertificazione per spostarsi è stata richiesta fino ad ora, sarà richiesta anche dopo il 4 maggio, perché i casi sono appunto sempre rimasti, con l'aggiunta, come ha detto prima il professor Trabucco e come si è spiegato, dei congiunti, per cui l'autocertificazione è un adempimento che si presta ovviamente a varie interpretazioni, perché è difficile sempre autocertificare ogni spostamento. Come detto prima dal professor Trabucco, si è cercato molti problemi che sono derivati da queste autocertificazioni e si è cercato di risolverle con le FAQ del governo, dei vari ministeri, perché sennò veramente sarebbe stato di difficilissima applicazione il contenuto dell'autocertificazione, perché si è dovuto chiarire, ad esempio, con le FAQ, se nel tragitto casa-lavoro ho la possibilità di fermarmi per fare la spesa al supermercato, che non è quello più vicino a casa mia, però è nel tragitto casa-lavoro. E allora, attraverso la FAQ, siamo venuti a capire, ma sì che ci possiamo anche fermare, perché se no siamo costretti ad uscire 2 volte da casa. Sono tutte situazioni paradossali di questa difficoltà di interpretazione dei provvedimenti che stiamo obbligatoriamente seguendo e che sono stati emanati fino ad oggi. E c'era Gabriele a proposito di fare... Posso aggiungere una cosa, Stefano? Sì, scusami Danilo. Intanto Enzo, complimenti, ho imparato un sacco di cose, hai fatto una disamina veramente, veramente completa, ti ringrazio, ma veramente un ottimo intervento. E tra l'altro come presidente anche dell'organismo di vigilanza del centro consorzi e di altri, mi hai dato degli spunti fondamentali proprio alla luce della necessità, insomma, di adottare anche delle misure di contenimento della diffusione della pandemia, insomma. Quindi ti ringrazio veramente, veramente per questo. La signora chiedeva, aspetta, non trovo più la L'autocertificazione per spostarsi. gli usi, perché quando si dice usi, l'uso ovviamente è una fonte del diritto, quindi è una fonte fatto, l'uso non è una norma scritta, è un comportamento. Allora c'era una domanda che la signora diceva, che non riesco a trovarla, se... Non riesco. Riguardo alla raccolta, può diventare una consuetudine in ambito legislativo. Allora, in ambito legislativo, cioè, tra le fonti del diritto esistono anche le consuetudini, gli usi. Gli usi sono dei comportamenti, sono delle fonti fatto, quindi mentre la legge è una fonte atto, cioè un atto del Parlamento, cioè un organo, cioè che manifesta una volontà, no, la legge prodotta dal Parlamento, il decreto legge del governo, eccetera. Gli usi che vengono utilizzati soprattutto nel settore marittimo, nel settore commerciale, sono dei comportamenti, dei fatti normativi, cioè dei comportamenti che si ripetono in maniera uniforme e costante nel corso del tempo, a cui si associa poi la convinzione che quel comportamento sia considerato giuridicamente, non mi si vede, sia considerato giuridicamente vincolante. Allora, io credo che da quando è stata dichiarata la pandemia e sono state utilizzate le prime autocertificazioni, mi pare con il DPCM del 1° marzo, ma dovrei andare a vedere, noi non possiamo ancora parlare di un comportamento ripetuto nel tempo, né di una convinzione all'interno di consociati che quello, visto proprio l'intervallo di tempo molto limitato, è un
comportamento giuridicamente vincolante. Io vorrei ricordare che però il decreto legge e anche i DPCM non parlano mai di autocertificazione. L'autocertificazione è un qualcosa in più per provare, anche se poi le forze dell'ordine potranno verificare sulla base delle dichiarazioni fatte, se il mio spostamento è dettato da esigenze lavorative o per fare la spesa o per andare al medico. Però se io ho lo scontrino della spesa, se io ho la ricetta del medico, se io ho in macchina il contratto di lavoro che indica il tipo di mansione, l'orario, eccetera, io non ho bisogno dell'autocertificazione, perché già quelli sono elementi di per sé probatori che dimostrano che io rientro in quelle eccezioni alla limitazione della circolazione. Grazie, chiarissimo Daniele. Grazie ancora al professore avvocato Innocenzo Megali. E adesso passerei la parola al dottor Massimo Braghin, che è un consigliere nazionale dei consulenti del lavoro, e introduce il tema dello smart working. Lo smart working che poi tratteremo anche nel rovescio della medaglia insieme a Daniele Longo per quanto riguarda l'attenzione all'utilizzo dello smart working nel contesto della privacy e eventualmente anche del segreto aziendale. Ringrazio Braghin, non l'ho conosciuto ancora mai direttamente, però è entrato all'interno dei consulenti grazie all'apporto dell'avvocato Innocenzo Megali. Allora, dottor Massimo, se è qui tra noi, accenda il microfono che io spengo il mio, incominciamo con l'intervento. Sì? Si sente? Bene, bene. Grazie, dottor Balbino. Ringrazio tutti, in particolare l'amico e collega Innocenzo Megali che mi ha introdotto in questa videoconferenza e l'ho accettato veramente. Sono contento di essere qua con voi e anche ringrazio l'amico dottor Nicolò Castello. Sono veneto anch'io, non della parte vostra, ma presidio il confine, quello basso con l'Emilia Romagna, quindi abito sul Po, ma territorialmente faccio parte della regione Veneto. Sono consigliere nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Come avrete avuto modo di vedere, il nostro ordine, da quando c'è stata l'inizio di questa pandemia, ha cercato di dare supporto chiaramente in primis ai nostri iscritti, ma di traverso anche a tutte le aziende che seguiamo, con una serie innumerevoli di approfondimenti, circolari, tabelle sinottiche, aiuti, tant'è anche oggi è venuto fuori abbiamo pubblicato tutta una serie di linee guida in preparazione dell'apertura, dell'auspicata apertura dal 4 maggio, 18 maggio, 1 giugno, eccetera, in modo da rispecchiare quali sono i dettati normativi in materia di igiene e sicurezza, che tra l'altro sia il professor Trabucco che in particolare Innocenzo Megali hanno dato un'ampia panoramica di quella che è proprio la normativa e quali sono i rischi che si possono incorrere a livello di non ottemperanza su queste norme, tant'è che, come si accennava, le ispezioni sono già in essere e le ispezioni che sono fatte dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, mandati dalla Prefettura, ti richiedono tutta una serie di documentazione, come diceva prima, quindi fatture di acquisto, schede sottoscritte, documentazioni inerenti a tutta l'attività formativa, eccetera, che effettivamente su certi ambiti è difficile procurare. Faccio l'esempio dei dispositivi di sicurezza, dispositivi tipo mascherine oppure soluzioni igienizzanti, che purtroppo lì fatture ce ne sono relativamente al primo periodo perché erano introvabili. Se li trovavi in farmacia o in un negozio che non era neanche magari abilitato a rivenderli, e non c'era altro che lo scontrino. Quindi siamo a questi livelli. Bene, il mio argomento di oggi è lo smart working. Non vorrei fosse la minestra riscaldata, però logicamente è diventato di attualità
quando con i primi DPCM si è auspicato in determinate aree considerate a rischio l'utilizzo di questo strumento. Lo strumento dello smart working però è già datato, perché è stato pubblicato con la legge 81 del 22 maggio 2017 ed è vigente dal 14 giugno del 2017. L'ossatura è quella della legge 81. Mi sentite? Scusate, ho avuto un ritorno in cuffia. Si sente? Sì, si sente bene. Sì, grazie. Scusami. Ho avuto dei ritorni in cuffia. Ecco, l'ossatura è quella della legge 81, tant'è che c'è stato fatto questa transazione su questo smart working che osiamo dire semplificato, quindi lavoro agile con procedura semplificata, bypassando solo quello che è l'accordo tra le parti. Facendo un attimo un riassunto su quello che è diciamo, la normativa, quella generale, sappiamo benissimo che lo smart working da quando è iniziato, a dire la verità, in Italia era anche poco utilizzato rispetto a altri paesi europei. Su questo anche abbiamo fatto un'indagine del nostro dalla Fondazione Studi, molto poco utilizzato, con percentuali che erano una cifra sola, a differenza di altri paesi, soprattutto al nord Europa, che erano in doppia cifra. Ecco, ricordiamo che lo smart working non è un contratto di lavoro, ma è un accordo all'interno dello stesso contratto di lavoro, quindi rientra in un rapporto di lavoro subordinato, che ha uno speciale scopo, è quello che ci deve essere un duplice interesse sia da parte dell'azienda che da parte del lavoratore. Quindi lo scopo qual è? Quello che viene censito proprio dall'articolo 18, è quello di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Qua dentro ci sono tutta una serie di vantaggi e di svantaggi sia per l'imprenditore che per il lavoratore. Ecco, quindi si promuove questa sorta di lavoro agile con forme, ti dice, di organizzazione per fasi, cicli, obiettivi e senza vincoli di orario o di luogo di lavoro. Questa espressione normativa in realtà non è che venga tanto rispettata, perché vedremo poi che negli accordi ci sono dei vincoli ben precisi, soprattutto per quanto riguarda in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La caratteristica dell'accordo è quella che parte del lavoro viene effettuata nei locali aziendali e parte all'esterno senza che ci sia una postazione fissa, con un solo limite, che è quello legato alla durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quindi cosa significa questo? Che devono essere rispettati, per quanto riguarda l'orario di lavoro, i dettami che sono previsti dal decreto legislativo 66 del 2003, gli articoli 7, 8 e 9, che riguardano le pause giornaliere, quindi di 11 ore tra un turno e l'altro, scusate, i riposi giornalieri, le pause, quando ci sono orari di lavoro che eccedono le 6 ore o comunque come diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva, e i riposi poi settimanali delle 24 ore, preferibilmente che coincidano con la domenica. Nell'arco dei 14 giorni ci deve essere il riposo di 24 ore, che non deve essere mai cumulato con il riposo giornaliero. Ecco, queste sono un po' le caratteristiche del lavoro agile. L'accordo come deve essere fatto? Beh, l'accordo è stipulato per iscritto, logicamente, ai fini della prova e della regolarità amministrativa. Questo è stato poi bypassato dalle recenti normative. Infatti nello smart working semplificato il ricorso al lavoro agile si può fare anche a prescindere dall'accordo, quindi anche se non c'è un accordo. È sufficiente una semplice comunicazione che venga fatta al lavoratore, con tutta una serie poi di adempimenti che sono postumi. Bene, per quanto riguarda le modalità di esecuzione di questo lavoro agile, sia semplificato che ordinario, io chiaramente non mi calo sul semplificato, perché lo tratterà il collega che mi segue, e rimango sull'aspetto quello ordinario.
Logicamente questo è un ambito in cui è necessario rispettare tutta una serie di norme che riguardano l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro. E per questo non è facile, perché comunque quando un lavoratore lavora in azienda, chiaramente lavora su una scrivania ergonomica, con una poltrona ergonomica, con un luxometro che gli ha tarato la luminosità delle luci che non abbiano riflesso, quindi anche la finestra non deve avere quell'angolatura che gli fa riflesso sugli occhiali, la stessa cosa la luce, eccetera. Purtroppo a casa non è così. Se lavora a casa, poi tra l'altro adesso vedremo, perché mica necessariamente devi lavorare a casa. Questo ha implicato diciamo, delle particolarità e delle criticità su questo, perché è vero che tu devi informare il lavoratore su tutto quello che riguarda quali siano i rischi di un lavoro a casa, ma è pur vero che non sei lì che controlli se lo sta facendo oppure no. Tant'è che un lavoro domestico, ad esempio, tu lo puoi alternare con 1000 altre cose, e parlo altre cose in faccende, parlo di faccende che possiamo chiamare domestiche, quindi di qualsiasi genere. Bene, cosa succede con, quali sono gli adempimenti le regole ordinarie, diciamo, di questo, dello smart working? Beh, abbiamo detto di sottoscrivere l'accordo individuale con il lavoratore, effettuare le comunicazioni obbligatorie, quindi il giorno prima, assicurare il lavoratore all'INAIL. Ecco qua l'assicurazione all'INAIL: se il rischio è quello che aveva il lavoratore in azienda, logicamente non c'è bisogno di aprire altre posizioni, eccetera. E consegnare al lavoratore un'informativa sulla sicurezza che individui i rischi generali e specifici connessi all'attività di esecuzione delle mansioni. Qua poi andrò proprio nel particolare per vedere alcune caratteristiche, alcuni casi proprio pratici. Mentre la procedura semplificata questo non l'ha previsto, perché era sufficiente fare una comunicazione tramite un sito dedicato con delle informazioni sommarie di chi è il datore di lavoro, di chi è il lavoratore, su un formato Excel. Si spediva anche qua assicurazione INAIL e tutto quello che riguarda poi un invio, quindi da una parte c'era la consegna dell'informativa sulla sicurezza, qua logicamente in regime di Covid-19 si può fare anche la consegna per via telematica. Ecco, dicevo prima, deve coesistere l'interesse tra le parti, e questa è una cosa molto importante, perché comunque se il lavoratore chiede lo smart working è per agevolare la conciliazione di tempi di vita e lavoro. Quindi lo chiedo all'azienda, quindi rientra tutta una serie di vantaggi che può avere il lavoratore. Lo chiedo perché mi fa più comodo stare a casa in determinati periodi della settimana o del mese. Dopo, anche qua sappiamo benissimo che lo smart working può essere un accordo, scusate, sia a tempo determinato che indeterminato, ma qua poco conta, la differenza va solo sui periodi di preavviso nel caso ci sia poi il recesso. Però la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, che non è gestita solo in questa legge, ma viene richiamata un po' dappertutto, insomma, ecco, quindi c'è anche questa tendenza, lo fa il lavoratore che ha interesse a rimanere a casa. Ha interesse a rimanere a casa perché? Perché non riesce a trovare una babysitter che custodisca i figli, non riesce a trovare qualcuno che prepari da mangiare, non riesce a trovare, cioè sono delle esigenze che richiedono la presenza a casa. Questa presenza a casa logicamente ha anche un vantaggio economico, oltre che, diciamo, di comodità, perché comunque tu non hai, come lavoratore dipendente, non hai quelle spese di trasferta, quindi di recarti al lavoro, di andare avanti e indietro, quindi utilizzare un mezzo privato o dei mezzi pubblici. Anche questo a livello ambientale è un impatto che non è da poco. Quindi c'è un interesse da parte di chi lo richiede. Dall'altra parte c'è l'interesse aziendale, quindi se vogliamo indicare dei vantaggi, quindi possiamo dire per l'azienda riduzione del cartaceo, riduzione di spazi, aumento della produttività, si minimizza poi l'antagonismo favorendo la produttività e salvaguardando l'ambiente.
Dobbiamo stare attenti che in tanti ambienti di lavoro c'è anche un problema di incompatibilità tra i lavoratori dipendenti. Oltre che di spazi, ci potrebbe essere anche un problema di incompatibilità. Quindi staccando queste persone, logicamente si potrebbe avere una produttività maggiore. Non solo, liberando degli spazi, quindi a livello logistico in azienda, tu potresti liberare degli spazi che sono riservati a personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riempirli in caso di bisogno con dei contratti a termine oppure con dei tirocini formativi, eccetera. Quindi potresti ottimizzare, avere anche quel polmone che ti può servire anche da un punto di vista produttivo. Bene, però anche questo comporta, non sono solo, non è tutto oro quel che luccica, ci possono essere anche degli svantaggi, quindi ci potrebbero essere dei comportamenti, utilizzo in modo difforme di strumenti, e questo potrebbe comportare la riduzione della crescita aziendale, la qualità del lavoro, la conservazione errata delle informazioni fondamentali, eccetera. Questo da parte aziendale. Da parte del lavoratore invece c'è un distaccamento. Quindi non c'è più quella fase di lavorare, perché c'è il bisogno di lavorare, ma c'è anche bisogno di andare a lavorare, che sono due cose diverse. Quindi se persiste il lavoro a domicilio, lo smart working o home working, come vogliamo chiamarlo, che più o meno se nell'ambiente domestico è la stessa cosa, questo potrebbe anche comportare l'isolamento del dipendente. L'isolamento ti comporta dello stress. Oltre all'isolamento potresti avere anche altre disfunzioni, che sono quelle legate al burnout, perché se è vero che tu hai delle limitazioni di orario di lavoro e in più è prevista anche la disconnessione, quindi sono previsti i tempi di disconnessione, termine che per la prima volta è stato usato in una norma giuslavoristica, però se il tuo lavoro deriva anche un incentivo da un punto di vista produttivo, tu in qualche modo sei costretto a far sempre di più e arrivare a un punto in cui scoppi, quindi il burnout è quello, quindi ti potrebbe comportare anche dei pregiudizi a livello psichico, questo, che non è una cosa da poco. Tant'è adesso che, scusate se invado un po' il campo, sulla fase 2, quando ci chiedono sui quotidiani nazionali, sulle televisioni, cosa ne pensate della fase 2, è un po' difficile dire cosa ne pensiamo della fase 2, soprattutto per gli smart worker, perché lo smart worker in questo caso non è che abbia scelto lui di lavorare da casa, quindi in home working, ma in qualche modo per esigenze legate alla salute è stato costretto. Quindi io credo che questa gente nella fase 2 non voglia tanto continuare nello smart working. Io credo che una donna che sia, anche un uomo, ecco, che sia un mese che lavora in smart working a casa, abbia voglia di vestirsi, di truccarsi, la donna, di comprarsi un paio di scarpe o una borsa nuova per andare a lavorare e avere questo contatto epidermico, questo contatto che ha sempre avuto in un ambiente di lavoro, e prendersi magari anche un caffè al bar durante la pausa. Quindi le due cose sicuramente non conciliano. È stata presa l'ossatura del vecchio smart working, adattata in modo temporaneo, ma questo non deve essere, e neanche si può dire che sia il futuro. Non tutti i lavori sono lavori di giornalista, che lo puoi fare comodamente da casa, o di piattaforma o di call center. Ci sono dei lavori che necessitano, logicamente lavori anche di azienda o negli studi professionali, che richiedono ancora il fascicolo cartaceo, e quindi non riesci sempre a fare tutto da casa. Te lo devi anche portare, devi avere anche la possibilità di fare in ufficio. Ecco che però lo smart working viene utile adesso con tutte quelle limitazioni che si diceva negli ambienti di lavoro, che dovranno essere osservate per quanto riguarda tutta questa fase di distanze, di metratura e tutte queste cose qua. Quindi su questo ci si riaggancia logicamente a quello che era la vecchia normativa. Anche qua, logicamente, l'accordo deve prevedere tutta una serie di controlli, poteri di controlli del datore di lavoro, perché i poteri datoriali sono quelli. Tra l'altro, nell'accordo tu devi dire quali sono i poteri di controllo e fin dove arrivano. I poteri
di controllo rientrano tra i poteri datoriali, che si distinguono in potere direttivo, che è esercitato per conformare la prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione dell'impresa, il potere di controllo esercitato per verificare l'esatto adempimento degli obblighi da parte del dipendente, e il potere disciplinare esercitato per sanzionare il lavoratore inadempiente. Controlli sì, ma comunque nei limiti indicati dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, quindi della legge 300 del 70, quindi con tutta una serie di limitazioni che sono poi necessarie. Bene, allora abbiamo detto per quanto riguarda tutto l'aspetto dell'assicurazione e tutto quello che può essere il contenuto di un accordo assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Bene, allora sull'accordo noi possiamo scrivere di tutto, ci sono degli accordi che sono molto sintetici di smart working. Teniamo presente che può essere fatto con qualsiasi categoria legale, quindi lo posso fare con gli operai, con gli impiegati, con i quadri, con i dirigenti, anzi molte aziende grosse lo fanno spesso e volentieri con la dirigenza, lì magari non c'è neanche l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, dall'altra parte invece sì, perché il vincolo è quello. Si può fare o non si può fare lo straordinario, la norma non lo dice, e quindi se non lo dice neanche lo nega, e quindi anche lì ci si può gestire sicuramente con l'accordo tra le parti. Quando poi ti cali nella realtà dello smart working, tu chiaramente devi indicare il luogo di lavoro. È vero che la norma ti dice senza limiti o vincoli di posti di lavoro, così, però in realtà il posto di lavoro tu lo devi indicare. Tra l'altro puoi anche escludere certi posti di lavoro. Ad esempio l'azienda potrebbe dirti di non svolgere quell'attività in luoghi pubblici, può essere un bar, un ristorante, un giardino pubblico, eccetera. Oppure indicare solo dove lo puoi fare, per ragioni anche di privacy, di riservatezza, eccetera. Ecco che tu devi indicare nell'accordo tutta una serie di vincoli e di raccomandazioni. Quindi se la tua attività in smart working la fai in un ambiente esterno, qua chiaramente cosa devi dire? E utilizzi chiaramente un tablet, un notebook, il telefonino, eccetera. Qua sarà opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet, eccetera, all'aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità di caratteri sullo schermo rispetto all'uso che ne faresti in un locale chiuso. E anche questo bisogna stare molto attenti, perché il discorso che si faceva prima sulla sicurezza, io posso fare la visita audiometrica per vedere se ci senti bene e controllare poi i rumori che ci sono nell'ambiente di lavoro, però tu dopo normalmente la domenica cosa fai? Vai a caccia e sei diventato sordo perché uno ha tirato una fucilata ed è troppo vicino. Quindi come fai a dire che l'infortunio così è avvenuto in ambiente di lavoro? È venuto chiaramente da tutta un'altra parte. Bene, allora tu devi in qualche modo delimitare tutti quelli che sono i rischi sull'interno e l'esterno. Quindi abbiamo visto, sull'interno ci sono delle raccomandazioni se lavori all'esterno, ad esempio. Privilegiare i luoghi ombreggiati per ridurre l'esposizione a radiazioni UV, evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali il caldo e il freddo, non frequentare aree o presenze di animali incustoditi, non svolgere attività in luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere o ricevere del soccorso. Ecco, queste sono alcune raccomandazioni. Se invece lavori in ambienti chiusi, quindi in ambienti chiusi ma privati, altre sono le raccomandazioni, quindi le attività non possono essere svolte in locali non abitabili, ad esempio, ti dirò, si lavora ma non devi andare in soffitta, un seminterrato o in un box, oppure un'adeguata disponibilità di servizi igienici, acqua potabile, presenza di impianti a norma, elettrico, termoidraulico, eccetera. Poi anche per l'utilizzo di impianti tu devi avere sempre delle indicazioni. I locali situati, quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vaniscale, ripostigli, devono fruire di illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione d'uso e a tale scopo devono avere una superficie finestrata idonea. Anche questo può essere una indicazione. Se invece hai un'illuminazione naturale e una reazione naturale artificiale, quindi garantire il ricambio d'aria, evitare di esporsi a correnti e tutte queste cose qua. Quindi sono tutte quelle clausole che tu devi andare a mettere ed è meglio metterne il più possibile, perché dopo chiaramente se succede qualcosa è veramente un problema.
Poi abbiamo anche indicazioni sugli strumenti che utilizzi. La norma ti dice che la strumentazione deve essere fornita dal datore di lavoro e entrambe le parti sono responsabili della custodia. Quindi il computer che tu hai in scrivania in ufficio, come lo tratti in un certo modo. La stessa cosa se ti do un computer da portare a casa, un tablet, uno smartphone, quindi lo devi preservare da manomissioni, eccetera, quindi anche da accessi. Quindi il printer reader, quindi, oppure altri modi, password, eccetera, di accesso. Tant'è che bisogna fare attenzione a una cosa, perché il lavoro fatto a casa, smart working, in realtà mica è detto che lo faccia la persona, il lavoratore, lo smart worker. Potrebbe farlo anche chiunque altro. È vero che c'è l'inscindibilità della prestazione dal lavoratore, quindi dallo smart worker, però non essendoci un controllo diretto da parte del datore di lavoro, chiunque, se è un lavoro poi anche che richiede anche una bassa qualifica, che è solo un lavoro di imputazione dati, potrebbe farlo in un luogo che è diverso da quello aziendale. Quindi se tu utilizzi un notebook, ad esempio sistemare il notebook su idoneo supporto che consenta la stabile posizionamento delle attrezzature, un comodo appoggio degli avambracci, ad esempio. Il sedile di lavoro deve essere stabile, deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la seduta deve avere i bordi smussati. È importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare su una seduta non rigida, quindi utilizzare ad esempio dei cuscini sia per la schiena che sotto, ecco. Tutte queste cose qua le devi in qualche modo prevedere nell'accordo smart working. Se usi tablet o smartphone, quindi effettuare pause frequenti, evitare di lavorare chiaramente in multitasking, ma anche in ufficio questo, e evitare di utilizzare lunghi testi, perché logicamente il tablet o lo smartphone non lo consentono, eccetera. Se tu puoi lavorare in smart working anche su un automezzo, sul tuo autoveicolo, quindi andare avanti e indietro e fare delle telefonate, anche quello è smart working, anziché fare in ufficio lo fai in macchina, intanto che stai andando, chiaramente con tutti i dispositivi di Bluetooth, eccetera. Quindi non devi mai tenere in mano il telefono cellulare durante la guida usare il telefono esclusivamente con l'auricolare o la viva voce, non devi leggere o inviare messaggi, tutte queste raccomandazioni che poi sono previste anche del codice della strada. Poi addirittura tu dovresti anche inserire nell'accordo di smart working tutti quelli che sono i potenziali rischi, non so, derivanti da un rischio elettrico oppure di incendio all'interno dell'abitazione oppure nel luogo deputato a svolgere lo smart il lavoro agile. Quindi ci devono essere tutta una serie di requisiti, quindi componenti impianto elettrico, prese, eccetera, non devono essere danneggiati, le parti dell'impianto devono risultare asciutte, pulite, non devono prodursi scintille, odori, bruciato. Sembrerebbe una banalità questa che sto dicendo, che va bene solo per il lavoratore che è in azienda, ma non è assolutamente vero, perché quel lavoratore rimane tuo dipendente, solo che invece lavora in azienda, lavora su un altro luogo, che è un altro luogo deputato, ma anche quello è luogo di lavoro e come luogo di lavoro deve essere trattato esattamente come il luogo di lavoro aziendale, quindi anche con tutto quello che riguarda tutti i protocolli che poc'anzi ha accennato il collega Megali. Quindi prevedere tutti questi rischi, ad esempio quello del rischio anche quello da fumi, il rischio incendi, quindi identificare il luogo di lavoro e avere a disposizione i numeri telefonici di vigili del fuoco, polizia, ospedali, prestare attenzione a apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica. Sembra una banalità, ma molti smart worker lavorano in cucina, non avendo altre postazioni in casa, e dietro magari c'è una pentola che bolle col minestrone. E quindi questo te lo devo dire, stai attento che ti potresti ustionare, ci potrebbero essere possibili focolai di incendio, eccetera. Quindi tutto questo dovrebbe essere in qualche modo previsto. Non cambia nulla rispetto a quello che sarà lo smart working o l'home working semplificato perché c'è una normativa che lo impone. Poi sulla decorrenza, sulla durata parlerà, come dicevo prima, il collega che mi segue, così.
Però le regole devono essere quelle in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Non sono stato lì a dire che comunque la retribuzione deve essere quella, comunque il diritto alle ferie, che comunque la malattia comunque viene in qualche modo viene sempre riconosciuta, la maternità anche, quindi qualsiasi forma di sospensione del lavoro. Poi tra l'altro c'è stata anche questa premialità per chi non fa lo smart working a livello di avete visto col decreto Cura Italia, quindi 100 euro per chi invece di fare lo smart working si è recato a lavorare, e per i giorni in cui è stato in azienda gli spettano 100 euro rapportati al periodo di. Ma in realtà, questa è un'opinione mia personale, in realtà anche chi lavorava in smart working quindi dovrebbe aver avuto un premio accessorio, ma questa è un'idea mia che non c'entra assolutamente nulla con quello che stiamo dicendo. Bene, io avrei tante altre cose da dire, però non vorrei annoiarvi con altre considerazioni. Eccoci qua, ringrazio molto. Infatti stavo preparando la domanda proprio sul discorso del bonus dei 100 euro per vedere chi aveva eventualmente diritto o meno, anche perché se sono frazioni del totale, alla fine magari qualcuno che ha usufruito di ferie piuttosto che è dovuto andare presso altri uffici, eccetera, come può essere e da chi viene controllato? Questa è la mia domanda. Beh, il bonus lo prevede l'articolo 63 del decreto Cura Italia. Tra l'altro l'hanno modificato, ma è sostanzialmente quello. In realtà c'è stata una grossa confusione perché l'articolo, lo prendo così lo leggo. Grazie. Sì, così almeno non dico delle cavolate. Ecco, ti dice che è titolare di lavoro dipendente e che possiedono un reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno precedente. Questo che possiedono non è cambiato, hanno detto con un reddito complessivo di lavoro dipendente l'anno precedente di importo non superiore ai 40.000 euro, spetta per il mese di marzo 2020, e che non concorre alla formazione del reddito, un importo pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede. Allora, qua c'è stata una grossa confusione. È vero che la normativa ti dice rapportato il numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede, però l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 8 del 3 aprile, aveva detto sì, dobbiamo in realtà togliere solo quello che riguarda lo smart working, i giorni di smart working, quindi tutti i giorni che tu non sei andato in azienda oppure che avevi avuto delle sospensioni che non erano smart working. Per semplificare, la circolare 8 diceva che se tu nel mese di marzo erano 22 giorni lavorativi, ipotizziamo proprio il caso semplice, 22 giorni lavorativi in cui tu sei un operaio, un impiegato che fai 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, 176 ore. Se tu avevi fatto una settimana di ferie, ti aspettavo lo stesso il bonus dei 100 euro, perché facevi 100 diviso 176 o 22 che sono i giorni lavorativi per tutto quello che avevi lavorato più le ferie. Quindi sia ferie che malattia, che cassa integrazione, che aspettative, eccetera, venivano sterilizzati al numeratore e al denominatore. Quindi sembrava che, a meno che tu non avessi fatto smart working, ti aspettasse sempre comunque i 100 euro. Addirittura c'era un'altra versione che diceva se tu nella stessa giornata avevi fatto 4 ore di lavoro in azienda e 4 ore a casa, seguito dell'accordo di smart working agile, aspettava lo stesso perché ti eri recato in azienda. Pochi giorni dopo è uscita la risoluzione 18, mi pare che sia del 9 aprile, quindi che ha smentito tutto quello che l'Agenzia Entrate aveva detto in una circolare. Quindi lo stesso ente, Agenzia delle Entrate, prima con una circolare che rispondeva delle FAQ, si è smentita da sola attraverso una risoluzione, la 18, dicendo no, abbiamo scherzato, in realtà tu tutte le assenze in qualche modo le devi conteggiare e quindi se tu hai lavorato 5 giorni in un mese, perché gli altri sono di cassa integrazione o di ferie o di aspettativa, tu devi fare 100 diviso 22 che sono i giorni lavorabili per i giorni lavorati che sono 5 e fai il rapporto su quelli. Quindi chi controlla? Il controllo lo dovrebbe fare l'Agenzia delle Entrate sulla base delle presenze aziendali, dal libro presenze. Ma nel libro presenze, scusami l'ignoranza, c'è scritto anche dove ho lavorato? No, nel libro presenze c'è scritto, tu dovresti segnare
le ferie, la malattia, qualsiasi causale di assenza, e comunque se tu hai fatto dello smart working dovresti evidenziarlo. Va bene, ok, grazie mille, chiarissimo. Ci sono alcune domande. Allora, c'è Nico che dice: se un lavoratore in smart working si alza per andare in bagno, cade e si spacca una gamba, è infortunio o malattia? Ma durante l'orario di lavoro? In orario di lavoro, dice. Orario di lavoro? In azienda come sarebbe? È la stessa cosa, Certo. non cambia nulla. Ok, e per quanto riguarda invece L'evento è violento, non violento, tutte queste cose qua. Vabbè, è caduto, si è spaccato una gamba. se una persona che è a casa in smart working si fa male, bisogna considerarlo come, va ben, già scritto, a casa non ci sono tutte le precauzioni che ci possono essere sul posto di lavoro e non abbiamo nemmeno la possibilità di controllo. Sempre la stessa persona dice, facendo riferimento alla parte del controllo che dovrebbe essere eventualmente fatto dal datore di lavoro, no? Come, cioè, ha fatto un passaggio dicendo non possiamo mica passare a setaccio la casa del dipendente che lavora in smart working richiedendo tutte le certificazioni necessarie della loro abitazione. No, però, come ho detto prima, io ti faccio delle raccomandazioni, queste le metto sull'accordo, tant'è che io devo anche inviare un'informativa su quali che sono i potenziali rischi del tuo lavoro a casa come smart worker. Quindi più ne prevedo meglio è, e quindi quando è un po' quello che dice il protocollo adesso per il Covid, io devo prevedere tutto quali possono essere le conseguenze. Quindi io ti dico devi stare seduto in un certo modo, non devi andare a lavorare nel garage, nel box, perché lì sono posti insalubri, devi arieggiare, devi tenere tutto un certo comportamento. È chiaro avere che... le vie di esodo, magari, no? Come? Avere le vie di esodo libere, Sì, beh, no? forse... Senza gli stendini. Però tecnicamente Magari... i sensi del decreto legislativo 81 è un posto di lavoro quello, Sì. a tutti gli effetti. C'è la Benny Corradino che vorrebbe fare una domanda, quindi se ha il microfono chiederei cortesemente di fare la domanda. Benny? Sì, mi sentite pronto? Sì? Sì. Sì, grazie. No, tenuto conto che, premetto che tutto ciò che ha detto il dottor Braghin, sì, sono d'accordo. Volevo chiedere se in Italia, a livello anche nazionale, si sta lavorando ad una strategia che in qualche modo permetta alle aziende di continuare anche dopo l'emergenza con lo smart working, o invece è una soluzione temporanea data l'emergenza? Allora, da quelli che erano i DPCM sembrava una soluzione temporanea, tant'è che i primi accordi avevano una certa decorrenza e durata. Se adesso devo rifarli, dovresti riallacciarti alla normativa, quella originale, quindi con tutti gli adempimenti originali, eccetera. Una cosa però la dobbiamo sottolineare, che purtroppo, come tanti altri lavori in Italia, tipo quello su piattaforma o altri ancora, vengono fatti, ad esempio le declaratorie sui contratti nazionali collettivi di lavoro sono ancora declaratorie vecchie, c'è ancora la declaratoria in cui è specificata la mansione del ragioniere. Dove lo trovi più il ragioniere adesso? Da nessuna parte. Mentre altre declaratorie, altre funzioni non vengono neanche classificate, quindi tu devi sempre andare a parare da quella più simile, da quella che gli assomiglia di più. Quindi c'è un'evoluzione di questo strumento dello smart working, che è uno strumento potentissimo, poco utilizzato, poco pubblicizzato, ma adesso logicamente ha avuto l'impennata, con una normativa che comunque rimane ancorata al 2017, che andrebbe sicuramente riformulata, ma soprattutto ancorata in materia di igiene e sicurezza a un decreto legislativo del 2008. Quello era del 2008, nonostante sia stato aggiornato, comunque è una normativa vecchia, ma questa è una cosa normale in ambito giuslavoristico. Quindi c'è un'evoluzione tale del mondo del lavoro che la parte normativa non lo segue. Quindi se questa è l'evoluzione, certo che è un'evoluzione questa, perché per forza di cose, abbiamo detto prima, l'ambiente di lavoro non ha più gli spazi che aveva prima e le regole che aveva prima, ma mica è detto però che per forza devi lavorare da casa, ci troveranno anche delle alternative. Perfetto. Grazie, Anzi, c'è una domanda sempre di Gabriele, però scusate, prima me l'ero dimenticata, la Presidente mi ha già
tirato le orecchie perché forse è una cosa che interessa anche a lei. E questa domanda però è per Innocenzo, l'avvocato Innocenzo Megali, se si può. Innocenzo, sei ancora qui tra noi? Innocenzo? Certo, sono qui. Ok, scusami. Praticamente, aspetta che la trovo. Come si fa a sapere dove eventualmente il dipendente ha contratto il virus? I dipendenti potrebbero averlo anche contratto, scusami, al supermercato la sera prima. Come si può eventualmente cercare di risalire, no? Comunque togliere la responsabilità dal datore di lavoro? Credo che sia questa l'esigenza sia della Michela che eventualmente di Gabriele. Allora, l'INAIL nella circolare ha indicato dei criteri che servirebbero a individuare il rischio maggiore e quindi si applica praticamente un procedimento presuntivo, nel senso che la presunzione è il ragionamento logico per cui da un fatto noto, il contagio da coronavirus, si passa al fatto ignoto, la causa del contagio e il nesso di causalità. Queste presunzioni sono date dalla vicinanza al rischio specifico. Ovviamente per il personale medico che visita un paziente che è affetto da coronavirus, il rischio di contagio è elevatissimo. Ovviamente si riduce se ha determinati sistemi di protezione, la maschera con i filtri idonei, il camice protettivo, la visiera, il rischio chiaramente si riduce. Gli stessi criteri adattati riguardano le persone che sono a contatto con il pubblico. Quando si parla di procedimento presuntivo, però, teniamo presente che ci sono dei limiti perché, ad esempio, può scattare in materia di responsabilità da infortunio sul lavoro, da contagio coronavirus, anche una responsabilità penale. Nel processo penale vige il principio del libero convincimento del giudice, quindi quella che potrebbe essere nella causa civile una presunzione, ossia un metodo di raggiungimento della prova, non vale nel processo penale in cui vale appunto il principio della libertà del giudice nell'acquisizione e nella valutazione della prova. Anche la Corte europea per i diritti dell'uomo ha detto che ci possono essere le presunzioni, ma sono valide se ammettono la prova contraria. Quindi fino a qui siamo arrivati a dire che si può dimostrare il contrario, ossia si può dimostrare che non c'è che il contagio non è stato acquisito in azienda. Cercando invece di delimitare il campo di responsabilità dell'imprenditore, diciamo che questi meccanismi di formazione della prova possono avere un valore indiziario, nel senso che possono assurgere a valore probatorio se sono delle presunzioni gravi, precise e concordanti. Quindi ci devono essere più elementi che ci portano a propendere per un rischio, per un contagio avvenuto nel luogo di lavoro. Per essere chiaro e andare al nocciolo della questione, diciamo che minori sono le precauzioni che il datore di lavoro ha adottato, maggiori sono le possibilità che venga considerato un contagio nel luogo di lavoro. Era l'esempio che facevo prima per il personale sanitario. Se il personale sanitario, che pure ha un rischio elevatissimo nel caso di contatto con una persona affetta da virus, adotta tutte le precauzioni, mascherine con filtro, guanti, camice piombato, visiera, eccetera, il rischio di contagio è limitatissimo. Quindi se il datore di lavoro, come nel caso del personale sanitario, riesce a dimostrare che ha adottato tutti questi strumenti, il procedimento presuntivo, quelli che abbiamo definito come indizi, si riducono e c'è la possibilità di evitare, di escludere una responsabilità propria. Quindi tanto maggiori sono le precauzioni, tanto minore è il rischio di responsabilità da contagio. Tanto invece minori sono le precauzioni, tanto maggiore è che venga considerato responsabile sulla base di questi principi il datore di lavoro. Perfetto. Ci sono altre domande, dubbi, perplessità? Ok, allora passerei la parola adesso a Daniele Longo, che è uno dei nostri colleghi, diciamo consulenti per quanto riguarda la gestione della privacy e responsabile dell'ufficio qui per
Centro Consorzi Belluno, che adesso andrà a declinare la parte relativa all'attenzione per lo smart working, alla privacy e alla tutela del segreto aziendale. Daniele, se sei tra noi, eccomi, certo. Stefano, grazie mille, grazie a voi. Grazie ancora a Massimo e buona continuazione intanto dell'incontro. Grazie a voi. Solo un piccolo appunto per iniziare, visto che, anzi due, mi permetto. Intanto seguire e venire dopo tre relatori come il dottor Trabucco, professore, l'avvocato Megali e il dottor Braghin, per me è solo un onore, perché sono state tre, devo dire, lezioni, bisogna proprio dire, che hanno unito la teoria alla pratica, a dei commenti credo molto molto utili, quindi veramente complimenti e mi sento ancora più stimolato a far bene e spero di farlo. La seconda notazione, siccome proprio il dottor Braghin ha fatto un paio di volte riferimenti alla disciplina semplificata, che conosco certo, ma non fa parte del mio intervento, se vogliamo dedicare qualcosa alla semplificata, bene, altrimenti provo anche a trattarla io e lo vediamo dopo la mia relazione, che appunto è sugli aspetti di tutela del segreto aziendale e la parte privacy. Come procediamo? Come preferite voi? Tra l'altro mi risulta, ecco... Scusate, io avevo letto dalla locandina questo, perché non volevo... Forse ho letto male sulla locandina. No, comunque non c'è problema, magari iniziamo proprio con un dubbio che mi è comunque rimasto. A me risulta che se io istituisco un lavoratore in smart working, in lavoro agile, fino al 31 luglio lo posso fare con la modalità semplificata da decreto legge 23 febbraio. È corretto questo? Credo che la domanda sia riferita soprattutto al dottor Massimo Braghin. Credo proprio di sì. Sì, era proprio per chiarire questo punto, cioè adesso siamo ancora in regime, diciamo anche di semplificato, e quindi credo che tutto quello che viene avviato entro il 31 di luglio possa avere questo trattamento. Sì, però c'era una scadenza legata, mi pare, al 31 maggio. Adesso non ho qua sotto mano la documentazione. L'avevo accennato anche prima, cioè gli smart working semplificati durati fino al 31 luglio li potevi fare, però li potevi fare fino alla durata di quel DPCM che lo prevedeva. Non puoi andare, se tu lo fai oltre, devi adottare il vecchio regime. Ho capito, ecco, molto chiaro. Allora. Non ho sotto mano. Sì, era una nota che c'era sul Ministero, su Click Lavoro, diciamo. Però i primi giorni, quindi può anche essere fosse un refuso. 31 luglio c'era scritto. 31 luglio, sì. Sì. Va bene. Allora, cosa facciamo? Procediamo. Io ho da dirvi alcune cose molto semplici, in realtà. Anzi, direi, mi si sente bene? Sì, forte ecco. chiaro. Sì, ve l'ho chiesto perché ho avuto due problemi di sconnessione questo pomeriggio, quindi è il motivo anche per cui riassumo in 6 punti velocissimi quello che riguarda telelavoro e smart working, privacy e segreto aziendale. In questa occasione di avvio di modalità relativamente nuove per la maggior parte delle aziende, c'è una prima occasione, una cosa che non bisogna lasciarsi sfuggire, è quella di fare un pensiero generale e poi riferito soprattutto all'utilizzo degli strumenti in remoto e da remoto per lavorare e far lavorare le persone, un pensiero su come l'azienda, la mia impresa in questo momento sta tutelando quello che in azienda e per l'azienda deve rimanere riservato, il segreto aziendale.
Quindi, diciamo, un pensiero generale, ripeto, su quelli che sono gli accorgimenti anche dai più banali, quindi informare le persone correttamente, fargli capire cosa e come va tenuto riservato, cosa può essere condiviso, le modalità di filing, di archiviazione, di comunicazione di alcune parte, insomma, del know-how aziendale, delle informazioni aziendali, eccetera. Quindi questo è il primo punto importante. Gli altri punti li esplodo in 5 mini punti sulla privacy. Sicuramente attuare modalità di lavoro da remoto o di lavoro agile obbliga il datore di lavoro, o meglio il titolare del trattamento, parliamo della privacy. Sento un ritorno, spero che mi continuate a sentire bene. Obbliga il titolare del trattamento, quindi l'imprenditore, ad effettuare un'analisi dei rischi presenti per il trattamento dei dati personali. L'analisi dei rischi va fatta in azienda in qualsiasi caso in cui esiste un trattamento, un tipo di trattamento che ha particolarità, natura diverse da quelle precedenti. Quindi ogni volta che c'è una novità, in poche parole, si fa un'analisi dei rischi. Dopo l'analisi dei rischi, chiaramente ci si deve anche chiedere se si è in quei particolari, direi particolarissimi casi, e vado veloce, in cui è necessario andare oltre l'analisi dei rischi, ma condurre quella che si chiama PIA o DPIA, cioè un'analisi sui rischi per la libertà e i diritti fondamentali delle persone in base all'utilizzo di tecnologie cosiddette nuove. Terzo punto, predisporre una manualistica o una policy, un regolamento aziendale, delle linee guida per i dipendenti con indicazioni ai dipendenti e ai collaboratori sul rispetto delle misure di sicurezza, tecniche e organizzative, sull'attuazione, sull'esistenza e sull'attuazione di queste misure in azienda e su, comportamenti precauzionali. Una policy aziendale. Quarto punto che riguarda la privacy, la predisposizione di una informativa privacy, l'ha già ben detto il dottor Braghin che mi ha preceduto, il fatto che anche la legge 81 sullo smart working prevede informazioni sulla possibilità di controllo a distanza, possibilità di controllo della strumentazione utilizzata, eccetera. In generale, a livello privacy, un'informativa ai dipendenti su quello che è l'utilizzo, la utilizzabilità delle informazioni raccolte con la strumentazione IT, diciamo, informatica a disposizione e sulle eventuale sussistenza di metodi o sistemi che possono portare a un controllo a distanza. Quinto punto, se non erro, vado a memoria, è una verifica sulla propria procedura di data breach, che è un obbligo averla, è una delle cose che il GDPR, il regolamento del 2016, che ormai da 2 anni è applicato in tutta Europa, l'obbligo di avere una procedura in caso di violazione di dati personali. Qualcuno di voi magari in questi giorni avrà avuto tra ieri e l'altro ieri una notifica da parte di InMail, 2 settimane fa da MailChimp, con riguardo a una violazione di dati personali per un breach informatico, un attacco, 2 attacchi diversi a 2 diciamo, fornitori di questi servizi che hanno comportato l'accesso non autorizzato ai dati personali di chi usa quelle piattaforme, quei sistemi. Anche di MailUp. Anche di MailUp, cosa ho detto in mail? Ho detto MailChimp. MailUp e MailChimp, grazie. No, venerdì perché devo mandare via queste newsletter e non sono riuscito fino a domenica notte. Esatto. Come vedete le informative, diciamo, anche questi soggetti iniziano a rendersi conto che è meglio diciamo, essere ligi nel rispetto del GDPR, anche perché altrimenti, come è successo a qualcuno, sempre in Nord America, sono 42 milioni di euro di multa al colpo.
ero alla procedura di data breach e alla fine, solo per finire questo riepilogo, verificare che con fornitori esterni di servizi informatici sia tutto a posto dal punto di vista delle designazioni a responsabili di trattamento e dei disciplinari contrattuali che regolano la fornitura dei servizi. Molto molto importante. I temi che tratterò, questo era il cappello per fare un riepilogo. 1 più 6, quindi 7 punti da tenere a mente. Io cercherò di dirvi un po' il discorso della segreto aziendale, la gestione delle informazioni riservate, come vanno trattati i dati personali dei lavoratori, il lavoro agile e dei cosiddetti remotizzati nel rispetto appunto della disciplina privacy. Quello che conta, ma è già stato affrontato, quindi andrò molto veloce riguardo alla scelta, la predisposizione di strumentazione, ma anche degli ambienti di lavoro, e in particolare la fondamentale attenzione che bisogna avere per dare buone, semplici, chiare e procedibili istruzioni agli smart workers, e la tutela dell'ambito privato e domiciliare del lavoratore. Sul controllo a distanza faremo una di quelle famose interferenze tra privacy e diritto del lavoro, che sono tanto care soprattutto al nostro garante privacy, soprattutto nelle versioni presidenze precedenti. 2 dati di partenza. Sapete benissimo, è già stato detto, anche il protocollo rinnovato parti sociali del 24 aprile ribadisce quanto più possibile ricorrere al lavoro agile, oltre che a ammortizzatori sociali, eccetera. Quindi un grande incentivo alle imprese di ogni dimensione e organizzate in qualsiasi modo per poter andare avanti di ricorrere al lavoro agile. Il DPCM del 26 aprile prevede che chi riprende l'attività dal 4 maggio può già svolgere delle attività, pre-attività propedeutiche. Tra queste attività ci sono anche attività esercitabili in smart working, riprendere contatti con fornitori, riprendere pianificazioni, programmazioni, quant'altro. Quindi importante, sono pochi giorni, ma è importante anche questo da sapere. Lo stesso DPCM dice che quelle che erano già operative prima e quelle che verranno operative fra pochi giorni, le imprese, quindi le cosiddette riattivate, in gergo, lo dovranno sempre fare nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione. Quelle che rimarranno sospese, le cui attività dovranno rimanere sospese perché escono dai parametri del nuovo DPCM, possono comunque proseguire l'attività organizzandosi con modalità a distanza o lavoro agile, letteralmente. La premessa, diciamo, così ambientale e del momento è che mi ero letto a gennaio casualmente una rilevazione statistica dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, che consiglio ai curiosi di andare a vedere, perché ci sono un sacco di documentazioni anche interessanti dal punto di vista tecnico-applicativo, dei papers, della documentazione interessante a livello così pratica, oltre che studi, monitoraggio, eccetera. Insomma, a gennaio dal 7 al 12% delle imprese medie e grandi aveva attivato modalità di telelavoro o di smart working. Un dato molto basso, come si è anche già detto prima, molto basso rispetto ad altre realtà europee, per esempio nel mondo occidentale. E pochissime amministrazioni pubbliche avevano introdotto, prima della crisi, percorsi di lavoro agile e flessibile. E questo è un dato che ho preso dalla FPA, sempre di febbraio, quindi per la pubblica amministrazione. Ora, il coronavirus ha di fatto obbligato moltissimi imprenditori, moltissimi professionisti a lavorare da casa, non da lavorare in altri posti dell'azienda deputati e attrezzati a lavorare, ma lavorare proprio da casa. E le aziende quindi a iniziare percorsi molto in velocità di smart working.
la domanda, il quesito di base è: ma quanti stanno veramente operando con strumenti di fortuna improvvisati e non hanno ancora, purtroppo, non per cattiva volontà, ma perché non c'è stato il momento, pensato a quelli che sono diciamo, le attenzioni, le cure da prestare. Tutto partito troppo velocemente. Quindi ci sono aziende che anche molto grosse che conosciamo, che fanno lavorare i dipendenti con dispositivi personali, che hanno ordinato decine di PC, rafforzamento del cloud, di VPN, eccetera, ma che ancora non arrivano e quindi i dipendenti lavorano da casa. Tutto ciò spesso avviene senza precise regole inteso regole aziendali su come comportarsi, e con delle connessioni che diciamo, sulla sicurezza, diciamo, in ogni senso c'è da farsi qualche interrogativo. Ora, proprio ieri, o l'altro ieri, una grossa associazione di categoria, Confindustria, fornisce il dato al 28 aprile: le sue imprese, per oltre un quarto, sta lavorando in modalità remoto o lavoro agile. Non vuol dire che un quarto dei dipendenti sono in quella modalità, ma le hanno attivate più di un quarto delle persone. Quindi l'emergenza ha sicuramente fatto correre, però bisogna, e siamo qui per questo, bisogna tener conto che bisogna sempre cercare di assicurare quanto più possibile il know-how aziendale, il segreto, che non è solo vostro, delle vostre imprese, ma anche dei partners vostri, eccetera. Quindi avete anche precisi vincoli, magari anche contrattuali espressi, la proprietà intellettuale, industriale, e rispettare per quanto possibile il GDPR. Ultimo dato del momento è che, come sapete, anche il progetto fase 2 della Regione Veneto, che venerdì di 2 settimane fa, 17, è stato presentato, oggetto di confronto con le parti sociali, dove si parla del famoso manuale per la riapertura, prevede come terzo punto l'incentivazione di tutte le forme possibili di smart working e connessa alla limitazione chiaramente delle occasioni da contatto. Quindi questa era un po' l'introduzione che vi volevo fare. Vi ho preparato anche qualche diapositiva, slide, come si dice, per essere un pochino più efficace, e vedo se riesco a condividerla con voi. Dovreste, scusatemi, dovreste vederla? Posso avere un cenno se la vedete, visto che ieri... Sì, sì, si riesce a vedere. Ottimo. Se fai allarga non si vedono più le... Perfetto. Fai attiva. Ok, grazie. Ultimo dato, grazie a te Stefano, sempre prezioso e opportuno. Eccolo qua, allora tanto di quello che vedete scritto lo lascerò come corredo, quindi non vi preoccupate, andiamo subito al punto. Oggi comunque c'è davvero, di moda dire smart working, ma c'è veramente poco. C'è piuttosto un ricorso massivo al lavoro da casa, cioè tanto remoto, quelli che hanno potuto fare il telelavoro con strumentazione predisposta dall'azienda. Il fenomeno forte è la diversa portabilità delle informazioni, cioè come vengono utilizzate e anche trasferite le informazioni, e il fatto che le risorse di telematiche informatiche e i prodotti, diciamo le informazioni, sono accessibili da remoto sempre, in qualsiasi momento, molto più almeno di prima. Questi sono dei flash presi dall'osservatorio smart working che vi citavo prima, del Politecnico di Milano, che ribadisce due concetti non nuovi: che lo smart working è non il modo di lavorare da casa o tra casa e ufficio, eccetera, ma impone di pensare a nuove modalità di organizzare chiaramente il lavoro. Domani questo, ormai si dice, sarà la nuova normalità, e dobbiamo abituarci a creare un diverso genere di relazionarci, di comunicare, di
pianificare, portare avanti il lavoro, rendicontarlo e quant'altro. Un altro fenomeno di cui si parla molto è che si stiamo trasformando in un mondo in cui le informazioni anche professionali si scambiano con chat, e tutto questo porta a un grande aumento improvviso e veramente molto forte, aumento delle minacce sulla riservatezza, sull'integrità e sulla disponibilità dei dati, quindi perdere i dati, eccetera. Sorvolo su quelle che sono le informazioni che avete già avuto. Quindi quali sono i condizioni di rischi di questa situazione? Beh, pensate che chiunque lavora non da un ufficio predisposto a un lavoro standard tradizionale come lo abbiamo sempre visto fino a qualche mese fa, può accedere al database aziendale, gestire documenti autonomamente, ma fare anche tutto il resto, chiamare, telefonate con clienti, con terzi, con partner, con concorrenti, stampare, utilizzare scanner, utilizzare qualsiasi tipo di piattaforma senza neanche una vera e propria formazione. Chi è di noi che era veramente già formato a utilizzare tutti questi strumenti di condivisione? Sì, qualche collaboration tool nelle aziende un po' più evolute c'è da qualche anno, ma andare diciamo, in videoconferenza, in audioconferenza ripetuta, scambiarsi tra chat, avere piattaforme in cui in alcune c'è l'evidenza di tutte le persone collegate non hanno come in questa la possibilità di esprimere su chat riservata alcune informazioni punto punto, ma le esprimono tutte. È veramente un nuovo modo, tutto da imparare a conoscere e tutto da regolare. Capite che il problema della segretezza, della riservatezza di quello che è l'ambiente, non parliamo solo di segretezza come segreto industriale, commerciale, ma il problema della riservatezza è veramente molto forte ed è bidirezionale. Cioè, io lavoro da casa e devo tenere riservate le informazioni aziendali, però ho anche il diritto e l'obbligo di tenere riservate le informazioni ambientali che riguardano il mio ambiente domestico, persone con cui convivo, i famosi congiunti e quant'altro. Quindi c'è la possibilità di creare veramente una commistione tra aspetti, informazioni di genere aziendale da quelli familiari e personali. I rischi più evidenti, vi ho sottolineato, sono la caduta del livello delle garanzie sul segreto e la violazione delle disposizioni sulla disciplina della privacy. Pensate proprio a quello che vi ho detto su questi sistemi di conference. Quindi vi lascerò da leggerselo per conto vostro una bella definizione che è apparsa poche settimane fa sul sito di riferimento, incentrata sul fatto di avere molta attenzione sulla questione della sicurezza, e che non è solo una questione informatica tecnica. Attenzione, come al solito, alla tecnologia deve precedere un salto culturale e un salto di informazioni e di sapere come fare le cose. Chiunque ci abbia insegnato, togliendoci le rotelline da bambini, a andare in bicicletta, prima ci ha provato a spiegare almeno le due dritte fondamentali, poi si prova, e come stiamo facendo tutti, si va avanti e qualche sbucciatura di ginocchia la si becca e la si prende. Però diciamo qui siamo in una società evoluta, le imprese sono, come stanno dimostrando di essere, i posti dove i posti sociali, i luoghi sociali dove l'attenzione alla modernità, all'organizzazione, alle cose fatte bene sono al massimo livello possibile, per ognuno a seconda delle proprie possibilità, ma c'è una grande attenzione. Abbiamo anche legislatori e governanti, non faccio polemiche, che si atteggiano forse troppo a buon padre di famiglia pensando di parlare dei ragazzini, mentre si sta dimostrando che l'imprenditore è forte di suo nel fare le cose bene, nel volerle fare bene, con anche una grande attenzione a quelli che sono i valori dell'uomo, della persona e della società. Scusatemi questo piccolo pistolotto, ma bisogna avere anche attenzione al fatto che qui non dobbiamo insegnare niente a nessuno, possiamo dare solo delle pillole su cosa fare e come farlo al
Ecco, io faccio veramente due flash. Tutela del segreto delle informazioni aziendali, ricordatevi che esiste già di per sé un generale dovere di fedeltà e violazione del segreto, dovere di fedeltà del dipendente e le norme sulla violazione del segreto d'ufficio. Quindi le norme civilistiche, che vi ho riepilogato qua, sul fatto che il dipendente deve operare con diligenza, deve essere riservato a non divulgare notizie attinenti all'ambiente di lavoro, questo vale per tutti, pubblico, privato, eccetera, anche se qua è posto su una parte che riguarda il lavoro nel codice civile, ma per tutti. E ci sono anche la possibilità di ricevere sanzioni disciplinari per questo. L'altro lato della questione attiene a quello che veniva chiamato segreto industriale, tutela delle informazioni di tipo industriali, fino al maggio del 2018 e diciamo, è stata ampliata e innovata questa nozione di segreto commerciale, ricomprendendovi tutte le informazioni aziendali che abbiano un valore in sé. Quindi informazioni di qualsiasi genere, esperienze tecnico-industriali, come è organizzata commercialmente o logisticamente l'azienda, eccetera, purché siano segrete, quindi non siano liberamente disponibili neanche nel settore di riferimento, abbiano un valore economico per l'imprenditore, per l'impresa in quanto segrete e soprattutto, da sottolineare, vengano preventivamente e più precisamente possibile sottoposte da parte dell'imprenditore a misure adeguate a mantenerle segrete. Quella che si chiama la cosiddetta classificazione, top secret, segreto, eccetera, senza spingersi a obblighi di mettere su ogni file o su ogni email o carta stampata o da stampare la dizione segreto. Qui ci sarebbe da dire tanto, ma a livello, diciamo, si parte dal livello interno. Istruire le persone a mantenere segrete le informazioni aziendali non è difficile, basta mettere regole chiare e molto precise. Applicare dei sistemi anche logici e tecnici informatici altrettanto è molto facile. Il filing informatico oggi è molto più facile del filing cartaceo. E quindi sono, diciamo, principi che consiglio, non adesso che stiamo parlando di Covid, di smart working, ma sempre all'imprenditore. Infine, per la tutela del segreto, diciamo, segreto aziendale, connesso alla violazione del segreto di ambiente di lavoro, c'è, oltre che la tutela civilistica, c'è la tutela penale, gli articoli che chi mi ha preceduto conosce molto meglio di me. Quindi è opportuna anche la valutazione, in certi casi, dico a tutti i dipendenti assolutamente, ma valutare un rafforzativo di quelli che sono quei generali obblighi di diligenza, di riservatezza, di cura nel fare le cose, di lealtà, una volta si diceva gli obblighi di lealtà, eccetera, eccetera, di mettere un patto di non concorrenza, con alcune figure almeno. Ricordandosi che tutto comunque va sotto il nome di fiducia, possibilmente reciproca. Quindi alla fine cosa si può fare? Dare precise istruzioni al dipendente su come proteggere i dati e le informazioni. Vari tipi di diciamo, indicazioni che possono essere contenute nello stesso accordo di lavoro agile o negli atti dispositivi che in questo momento di semplificazione l'imprenditore può adottare per attivare la modalità di lavoro agile, eccetera. Qui troverete alcuni esempi. Lavoro agile, quindi smart working e privacy. Partiamo dal fatto che la legge sullo smart working non dice nulla sulla privacy, fa solo un rinvio all'articolo 4 sui controlli a distanza del lavoratore. In più, fino ad oggi non ci sono linee guida dell'autorità garante, del garante privacy. Anche qui mi aggancio a quello che ha detto il professor Trabucco. Ormai il garante privacy è una di quelle istituzioni che invece che lavorare per provvedimenti, lavora con interviste, commenti, ne abbiamo vista anche due, il 2 di febbraio, un po' più sostanziale, il 2 marzo, in epoca Covid. Fra un po' fanno le interviste anche, con tutto il rispetto, nella radio locale. E invece abbiamo bisogno di qualche piccola indicazione, qualche piccolo dossier
Il mondo privacy da anni sente dire verranno pubblicate best practice, buone prassi per far sapere alla gente cosa deve fare per applicare le normative. Best practice qua in Italia non ne abbiamo ancora viste. Attenzione però che, dicevo, c'è un vuoto normativo sul discorso privacy, o meglio, non è stato è stato deciso nel 2017 di non dire nulla sulla privacy, sul lavoro agile, ma comunque nella legge 81 c'è l'articolo 21 che parla del potere di controllo disciplinare e l'articolo 19 che parla esplicitamente del diritto alla disconnessione. Io ho aggiunto dovere perché è legata alla tematica anche di sicurezza sulle linee utilizzate e sugli strumenti utilizzati. Tutti e due elementi, come avete già sentito, che devono essere contenute in precise istruzioni al dipendente. Sorvolo alcune cose per andare un po' più veloce. Il principio cardine per regolare bene la privacy sul controllo degli strumenti, possibile controllo degli strumenti dati in uso o di cui è consentito l'uso, ma pur personali del dipendente in questa particolare situazione, il principio è che tutto quello che viene acquisito, dati raccolti dal datore di lavoro, dall'impresa, attraverso questi strumenti tecnologici, possono essere utilizzati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, per questioni disciplinari, per la maturazione di bonus e quant'altro, solo se i dipendenti vengono precisamente informati sulle modalità e i termini d'uso di questa strumentazione e sulle possibili forme di controllo. Quindi questo è l'assunto principale. Perché qui siamo sempre borderline tra controllo a distanza, diritto del lavoro e privacy. Del diritto alla disconnessione ho già accennato, non merita. La vera e propria sanzioni privacy, perché piace sempre sentire parlare di sanzioni per sapere dove si può andare a sbattere il naso. Le sanzioni privacy in questo caso sono unicamente su questa slide. C'è un articolo del codice privacy che richiama di fatto le sanzioni proprio per controlli a distanza effettuati illecitamente dal datore di lavoro, e qua c'è tutta una normativa e una giurisprudenza in merito a quello che è successo prima e dopo il Jobs Act del 2015. Una checklist operativa per fare bene la privacy, e ve la lascio, cose molto molto semplici che rispettano poi quelle che sono le checklist normali che si devono fare in azienda per la privacy. Quindi questa è una checklist generale, non riguarda smart working, eccetera. Però la prendete, la applicate al discorso della strumentazione delle modalità smart working e varrà sicuramente qualcosa in più che non averla. Garante privacy, come si è espresso a proposito proprio del controllo degli strumenti IT, e quindi quello IT sta per strumenti informatici. Ricordo che c'è una linea guida del garante privacy, che ormai tutti i manager imprenditori dovrebbero conoscere, molto vecchia e risalente, ma è importante, che pone un generale divieto di installazione e utilizzo di strumenti che siano preordinati al controllo a distanza del lavoratore. Poi vi ho, messo richiami ad altri provvedimenti che penso siano interessanti per una scorsa. Un provvedimento fondamentale che per verità riguardava un'università, riguardava casi molto particolari, ma è rimasto un provvedimento cardine, un po' come fosse una mini Cassazione, consentitemi, impropriamente, del garante. Il garante sapete che fa dei provvedimenti generali o autorizzazioni generali, dei provvedimenti anche sul caso specifico, però in realtà fa un po' giurisprudenza quando si orienta in una certa maniera e si guarda anche molto al caso specifico per ricostruire la famosa best practice su cosa c'ho da fare. In questo provvedimento, che riguardava sistemi che rilevavano e leggevano automaticamente, o meglio persone che andavano a leggere di consueto la posta elettronica dei dipendenti e registravano soprattutto posta elettronica e la posizionavano su dei repository che non c'entravano niente con l'utilizzo della posta elettronica del dipendente. Controllavano sistemi che controllavano navigazione web e la videosorveglianza. Cosa dice il garante nel caso dell'Università di Pescara di Chieti? Dice
e quindi però anche generale. Dice: non vanno fatte mai verifiche indiscriminate, monitoraggi continuativi e massivi su posta elettronica, navigazione web, utilizzo di risorse informatiche dei dipendenti. Gli strumenti di monitoraggio di per sé di internet e email non sono strumenti necessari a rendere la prestazione di lavoro, quindi sono quelli che vanno trattati in una certa maniera e diciamo hanno bisogno di, diciamo, sono di base vietato salvo che non ci siano un'autorizzazione amministrativa o un accordo sindacale. Sul fatto dei controlli vanno privilegiate misure graduali. Con una gradualità si fanno anche misure sull'utilizzo della banda, sui server, su tutto il sistema di rete aziendale, rendendo residuali i controlli più invasivi e più mirati. Questo è il principio del garante. Quindi c'è una serie di raccomandazioni che vi ho trasposto qui, sempre da questo provvedimento, e la cosa fondamentale è che anche qui il garante già nel 2017 diceva: però su come funzionano strumenti e controlli bisogna dare una informativa chiara ai dipendenti, una previa informativa ai dipendenti, nel rispetto, all'epoca scriveva il garante del codice privacy, ora del regolamento europeo 679. Altre due pronunce sui controlli a distanza, interessanti, ribadiscono quello che si è già visto prima. Vi lascio per velocità un parere di quello che impropriamente ho voluto chiamare garante privacy europea, un gruppo di lavoro europeo che non esiste più, è stato sostituito proprio da un board europeo dei garanti, che stanno loro cercando di emanare delle linee guida abbastanza chiare, precise e soprattutto uniformi. Quindi diciamo, per fortuna c'è questa produzione di tipo verso un'armonizzazione, un'uniformità rispetto a tante produzioni nazionali, che è uno dei sensi del regolamento europeo. Qui c'è un interessante parere, un'opinion, proprio su quello che abbiamo detto, su come vanno attuati eventuali controlli, sull'obbligo dell'informativa, sulle forme di controllo del lavoratore in generale e sul fatto che sì, sono possibili alcuni strumenti che di per sé tracciano alcune attività che il dipendente fa, ma ci deve essere sempre un giudizio di necessità e proporzionalità del trattamento, cioè quella che è il balancing test, il test di bilanciamento tra i diritti delle parti. Vi lascio un po' tutto il resto che dice questa opinione, riportato su questa opinion. Un punto di vista diverso, molto interessante, ve lo voglio lasciare, è apparso in un documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e contabili di gennaio, come vedete. Si chiama La privacy nell'esecuzione agile e intelligente della prestazione. Di fatto sta a dire: attenzione, siamo tutti qua per lavorare, siamo sulla base di fiducia, quindi non bisogna essere molto rigidi nell'interpretare, nell'applicare norme ancora ragionieristiche o lavoristiche in senso vetero del termine e becero del termine, ma bisogna essere moderni. Quindi se siamo qua tutti a cercare di mandare avanti al meglio possibile l'impresa, il luogo di lavoro, ci deve essere una forte fiducia, una forte collaborazione, sono i richiami che si fanno sempre sullo smart working, grande autonomia, più di prima, fiducia, collaborazione in tutto, bidirezionale, e quindi un contemperamento dei diritti e degli obblighi. Non essere qui col bilancino, ma cercare di vedere tutto in un'ottica più morbida, ma anche proiettata verso gli obiettivi. Quindi, un riepilogo. La legge sullo smart working, che era il compito di dirvi cosa dice in materia di privacy, non dice niente. Si parla solo di possibile potere di controllo del datore di lavoro e come va disciplinato. Il datore di lavoro, come ha detto bene chi mi ha preceduto, è responsabile degli strumenti adottati, dati in uso al dipendente e di tutto quello che riguarda le modalità e gli ambienti di lavoro, deve attuare le misure che salvaguardino i dati, le informazioni e dare una precisa informazione ai lavoratori su come queste cose funzionano e come va in bidirezionalità affrontato il lavoro da remoto. Quindi cosa è bene fare? Se non l'avete già,
pensate a una mini policy aziendale, un documento riepilogativo delle regole, che sia molto chiaro, che dia l'informazione che vuole anche il GDPR, il regolamento europeo, con la classica struttura, perché raccogliamo questo dato, qual è la sua base giuridica, quanto viene conservato, eccetera, eccetera. L'informativa privacy è tanto più necessaria quanto siamo nel caso, in questo momento, anche di smart working avviati senza l'accordo scritto che disciplina col dipendente le regole bene, perché appunto è superato, diciamo, è bypassabile. Quindi, con una checklist di nuovo che parte dall'inizio alla fine, l'importanza di informare, sensibilizzare e formare il personale. L'informativa, quindi, vi ho lasciato una traccia di quelli che sono gli elementi base e specifici, indicare gli strumenti, indicare modalità, descrizione dei controlli, identificazione di quelli che sono i dati raccolti, registrati, conservati, chi vi può accedere, indicazione, modalità e tempi di conservazione dei dati e delle eventuali sanzioni in caso ci siano trasgressioni alla disciplina. Ometto qua le particolarità che vi sapranno dire meglio i consulenti del lavoro e l'avvocato che mi ha preceduto sul fatto che se diciamo, delle regole aziendali hanno natura disciplinare vanno adottate con accorgimenti di pubblicità e disponibilità del documento, eccetera. Quindi attenzione che l'informativa privacy, vi volevo ricordare qui, va fatta molto chiara e esaustiva, anche perché altrimenti se si va in tribunale dal giudice del lavoro può anche essere non ammessa la prova di qualcosa che viene raccolto attraverso le dotazioni informatiche, gli strumenti informatici, perché non è stata raccolta in maniera lecita. Sono un paio di sentenze abbastanza conosciute. Stefano, volevi dirmi qualcosa? No, stavo dicendo che alla fine ho avuto dei commenti da parte di qualche azienda che intanto mi sta scrivendo su WhatsApp, sì, che diceva che alla fine è tutta una burocrazia a volte che rallenta, no? Le ditte. Nel senso che quello che credo possa interessare alle aziende adesso, senza fargli prendere troppa paura, no? Perché alla fine sono adempimenti, come dicevi tu, anche legati a una stesura chiara, snella, eccetera, e possono essere aiutati da noi, aiutati con te, no? In modo tale da poter avere quello che serve. Si riduce a 2 o 3 accorgimenti, a 2 o 3 documenti. Quello del padre di famiglia che dice prima di darti una canna da pesca ti dico un po' come funziona in mano. Quindi veramente poche cose che sono alla portata di tutti, cose che devono essere già patrimonio di qualsiasi imprenditore e non sono assolutamente nella visione del GDPR nuovo burocrazia di per sé, ma sono strumenti di diciamo, responsabilizzazione da una parte e di rendicontazione di avere le cose sotto controllo. E dall'altra parte il principio di trasparenza, di dire le cose come funzionano nei rispetti dei dipendenti. Ecco. Per finire qui, ho l'obbligo di ricordare il fatto che siccome esiste l'obbligo di avere in casa una procedura di data breach, che spaventa sempre tutti, che vuol dire cosa facciamo se ci accorgiamo che ci è sfuggito di mano qualche dato, è sfuggito dal controllo un dato, può essere un crack informatico, crack interno, è saltato qualcosa, può essere un tentativo di furto, un furto subito, un attacco, un ping del server, tutto quello che serve. Qual è la procedura? Cosa si fa? Cosa si fa? Si mettono 5-6 righe, analizzo, verifico, sto tranquillo, vedo se ho perso dati, vedo se tra i dati che ho perso ci sono anche dati di persone fisiche, quindi devo stare attento di verificare se devo notificare al garante il data breach, come ha fatto Mail-in e come ha fatto MailChimp, eccetera. La procedura di data breach va verificata per vedere se è già a posto per le diciamo, particolarità del lavoro da remoto, del telelavoro, o dello smart working, che
è un pochino più complicato perché è legato a possibili strumenti non presidiati aziendalmente. Il fatto che ci possa essere una policy, qui vi ho lasciato dei semplici estratti da un tipico disciplinare aziendale sugli strumenti informatici, sul data breach, sui controlli graduali, sono solo esempi, si possono scrivere in tante maniere diverse. Alla fine, in maniera molto semplice, l'imprenditore cosa deve dire? Le cose chiare, fare un manualetto, un prontuario, con semplici indicazioni che ormai si trovano dappertutto, su come comportarsi con il dipendente. Poi ci sono i casi più disparati. Citavate dei casi estremi, ma non sono così estremi perché non più tardi di 2 o 3 giorni fa, parlando con la mia referente del mio istituto di credito, mi diceva, siamo in 7 a casa che stiamo lavorando, siamo collegati, siamo io e mio marito e 5 figli che fanno scuola o università in videocollegamento insieme, in stanze possibilmente diverse, e mi diceva, meno male che mio marito lavora nello stesso istituto di credito, se no ci sarebbero dei problemi di riservatezza, di segreto. Ecco, io non faccio nessun commento, comunque pensate a quella che è la situazione adesso. Queste per esempio sono le raccomandazioni dell'Agenzia Governativa per l'innovazione digitale, mi sembra, sì, Agenzia Governativa Innovazione Digitale, AGIT, molto fresche e recenti, per esempio un piccolo prontuario per qualsiasi persona che voglia capire meglio anche cosa scrivere nelle istruzioni ai dipendenti. Quindi invece qui 2 ultime slide per gli addetti privacy, cioè per chi si occupa della gestione e della taratura privacy in azienda, quelli che sono i principi della privacy, il fatto che ci deve essere la cosiddetta accountability, una responsabilizzazione e un rendere conto delle attività svolte per garantire la sicurezza, la disponibilità, la resilienza dei sistemi e anche la informazione e formazione del personale è tra i principi di sicurezza. Gli obblighi, l'analisi dei rischi, la eventuale PIA o DPIA, ecco qua, tenete conto che la terza riga è un'eventualità molto remota, attuare delle importanti e aggiornate misure di sicurezza, tecniche organizzative, le informative ai dipendenti e le opportunità legate al revisionare tutto l'assetto organizzativo, per esempio partendo dall'implementazione della procedura data bridge, ma soprattutto dall'istituzione di un disciplinare aziendale sull'utilizzo degli strumenti. E questa è una esplosione di questo, diciamo, di questo decalogo che mi sono permesso di dare. Con questo avrei finito. Credo di non essere andato lunghissimo. Sì, hai fatto bene perché alla fine l'argomento è molto importante. Avviso che eventualmente siamo a disposizione per dare una mano alle aziende in modo tale da darvi l'adeguamento anche per quanto riguarda queste richieste dello smart working e la segretezza del dato aziendale. Sono cose che succedono, purtroppo sono successe anche a noi, a volte creano imbarazzo. Quando magari qualcuno va via, un dipendente va via e capita. Però noi ci siamo armati per bene in modo tale che non capiti più. Allora, guardate, ecco, una cosa, Stefano, permettimi, vengono creati in questi periodi nuove caselle di posta elettronica perché le funzioni cambiano, eccetera. Attenzione ai servizi informatici interni e esterni, come create questi strumenti, queste modalità, questi canali di comunicazione, perché se poi quella mail è condivisa va attuato qualcosa di molto preciso. Se quella mail poi rimane lì giacente, riceve ancora posta, ma non c'è più il dipendente a cui era associata quella mail. Sono tutte cose molto molto importanti. La cosa più fastidiosa e anche oggetto di parecchie pronunce, sia del giudice del lavoro, sia del garante privacy, è quella della mail lasciata incontrollata, o meglio ingestita, dopo che il dipendente non è più in organizzazione, non è più al lavoro in forza in quella azienda.
Certo. Email che ha il suo repository, il suo archivio, che continua a ricevere, diciamo, posta, e addirittura email magari che sta continuando a spedire posta a nome virtualmente di quella persona fisica. Questo per esempio è un aspetto da tenere molto, Sì. molto in Sì, sì, è una cosa attuale anche da noi, tipo ieri ho mandato, ero su un computer non mio, mi sono collegato, si era collegato il profilo aziendale, noi abbiamo G Suite di Google, e ho mandato via una mail a uso interno, un file, invece che metterla in Drive, cioè online, insomma, me la sono mandata da quel computer alla mia mail. Allora mi sono scritto, scusami tanto se uso la tua mail, sono Stefano Balbinoni, mi sto esportando un file, no? Per dire, ma certo. in modo tale che se succede qualcosa dico chi è che ha usato la mia mail. Boh. Allora, Dulcis in fondo, intanto ringrazio Daniele. Grazie a voi. C'è una parte molto importante, mi dispiace che alla fine c'è sempre qualcuno che incomincia per primo e qualcuno che finisce e finisce per ultimo. C'è il dottor Nicolò Castello, che è commercialista e revisore legale e anche autor di un programma che adesso vi spiegherà nel dettaglio, e sarà, diciamo, responsabile dell'intervento sugli assetti organizzativi nell'impresa per il periodo di recessione, la gestione finanziaria dell'impresa al tempo del Covid-19. Nicolò, sei ancora tra noi? Sì, vedo Assolutamente che... sì, sono pronto. Ok, scusa un Sentite? secondo. Sì, volevo solo avvisare eventualmente chi magari è già andato via o magari gli capita perché si è andati un po' lunghi, di andare via, e comunque mettiamo a disposizione tutto il video tramite YouTube, e soprattutto anche una scheda di richieste e condivisione di eventuali vostre richieste tramite un modulo di Google. Allora, eccoci qua Nicolò, ti ringrazio, io direi su una ventina di minuti, no? Di intervento, in Non modo c'è tale... problema, visto l'orario sicuramente cercherò di fare in fretta perché ormai è troppo tardi, non c'è problema. Faccio solo una piccola precisazione, che anche questo che sta spiegando Nicolò, oltre che gli aspetti spiegati da Daniele, possono essere finanziati tramite le attività che svolgiamo con Michele Verdolini, che fra poco è un mio collega, che eventualmente dopo vi farà un cameo proprio di 3 minuti sulle opportunità agevolative. Scusami Nicolò, eccoci. Allora, per trasmettere le slide? Devi fare presenta ora. Allora, vediamo, ci riprovo. Presenta ora una finestra o una scheda di Chrome? Una scheda di Chrome. No, sì, No. il tuo schermo intero. Il mio schermo intero, ok. Condividi. Vediamo se ci riesco, altrimenti vado a braccio. Si vede il No, mio schermo? No. sì, adesso si sta caricando. Perfetto. E ti consiglio di andare direttamente nelle slide e di aprirle come presentazione. Si vedono? Sì, perfetto. Ok, grazie. Ringrazio Centro Consorzi per avermi dato la possibilità di intervenire in questo seminario. Io mi occuperò brevemente delle attività che possono essere messe in piedi all'interno delle aziende per cercare di sterilizzare, di contenere gli effetti del Covid-19 sulla economicità e sulla liquidità delle aziende, e in particolare cercherò di spiegare quali possono essere gli strumenti che si possono utilizzare per raggiungere questo obiettivo. Io in questa slide ho cercato di rappresentare gli effetti della pandemia sull'economia e in particolare sulle imprese, creando 4 raggruppamenti di imprese in base alla dimensione dell'effetto. È chiaro che ci sono state delle aziende che in questo momento hanno tratto un vantaggio commerciale dal fenomeno pandemico, e che hanno visto aumentare la produzione o la vendita in realtà
a livello complessivo è chiaro che la loro incidenza è molto bassa, come il settore medicale, degli igienizzanti o dei soggetti che producono e distribuiscono DPI. Ci sono altre aziende su cui l'effetto pandemico non ha inciso in maniera profonda sulla continuità aziendale, ma sicuramente non ha facilitato le attività produttive e commerciali, come sulla grande distribuzione alimentare e sulla produzione di detersivi per la casa. Io sto facendo degli esempi su aziende che seguo e dove mi sono reso conto che lì il fenomeno pandemico ha impattato meno a livello economico. Poi invece dall'altra parte, il rosso, abbiamo le aziende in cui la pandemia ha inciso in maniera profonda sulla continuità aziendale. Si pensi ad esempio al settore Horeca, Hotel, Restaurant and Coffee, che si sono dovuti fermare. Pensiamo ad esempio al confezionamento di abiti da cerimonia. Pensiamo a un'azienda di lavorazione del ferro che lavora sul progetto per il canale impresa edile o fa il privato. Detto questo, è chiaro che poi l'evidenza dei fatti e quello che abbiamo avuto modo di osservare negli ultimi 2 mesi ci permette di dire che alcune aziende che si trovavano in una condizione da semaforo rosso di fatto sono riusciti a mitigare gli effetti attraverso un approccio strategico o attraverso un approccio digital. Pensate all'azienda sempre che lavora ferro, su questo canale impresa o B2C che è fermo e che si è parzialmente riconvertito a una produzione sul catalogo, sul canale e-commerce o sul canale hardware, ad esempio, soprattutto in prospettiva futura. O pensate al ristorante o alla pizzeria che ha sviluppato la sua attività in questo periodo con il food delivery e magari è riuscito a tirar fuori un po' di fatturato che ha mitigato questi effetti così negativi. Quindi, come possiamo intuire da queste poche battute, è chiaro che l'esperienza che ci lasciano questi 2 mesi di lockdown è l'esperienza di aziende che, facendo leva su un elemento strategico, sulla digitalizzazione, sono riusciti a spostarsi almeno da una zona rossa a una zona arancione. E quindi vi dicevo, la differenza di questo spostamento, quello che ha fatto, che ha dato un plus, è stato proprio, come vi dicevo, questa capacità strategica o l'uso del digitale, che deve essere comunque accompagnata da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria. Cioè, se io confeziono abiti da cerimonia, sono fermo e decido domani di riconvertire la produzione in produzione di mascherine chirurgiche, è chiaro che io devo verificare se rispetto alle condizioni di mercato questo riorientamento dell'azienda su un altro segmento mi può mettere nelle condizioni di ottenere un risultato positivo. Bene, detto questo, vediamo se riesco a muovere la slide. Ok, diciamo che l'evidenza dei fatti dimostra che strategia, capacità di controllo dei risultati ottenibili dalla strategia e il digital potrebbero essere dei farmaci che ci potrebbero sicuramente aiutare a superare o a mitigare gli effetti economici che si sono creati in seguito alla recessione. Da un'analisi molto generica sulle aziende ci possiamo aspettare in questo periodo sicuramente una riduzione dei ricavi, sicuramente una perdita su crediti, che può essere controbilanciata dagli ammortizzatori sociali o da una riduzione della locazione per quanto riguarda gli aspetti economici, mentre per quanto riguarda gli aspetti finanziari ci si può attendere un aumento dei crediti o un aumento delle rimanenze che può essere controbilanciata dagli strumenti predisposti negli ultimi decreti che si sono via via susseguiti negli ultimi tempi, come la moratoria sui mutui, la sospensione delle imposte o un lavoro che l'imprenditore può fare dialogando con i fornitori circa il pagamento dei debiti o attraverso la contrazione di nuovi mutui. Ora è chiaro che per mitigare
questi effetti, perché dico oggi una funzione di controllo all'interno dell'azienda che è necessario per comprendere e prognosticare i flussi di cassa futuri che ci possono mettere nelle condizioni di sostenere gli oneri dell'indebitamento, io ritengo sia un passaggio sufficiente, ma è un passaggio tuttavia spuntato, nel senso che se non abbiniamo gli assetti organizzativi in grado di prevedere un risultato finanziario che io possa avere nel futuro, diciamo che è troppo poco, devo mettere qualche altra cosa. E io a questo punto ho cercato di tirar fuori dei suggerimenti di mercato che potrebbero aiutare le aziende ad allargare lo spettro di azione, il raggio di azione, perché oggi è necessario cercare di surrogare i ricavi che sono stati persi con altri ricavi nei limiti del possibile. E quindi vi è in questa piccolissima relazione che vi sto facendo una sorta di indicazione ad utilizzare tutti gli strumenti promozionali che è possibile mettere in campo, e vi volevo dare alcuni dati statistici che spesso nelle piccole e medie imprese non sono stati necessariamente esplosi, ecco, perché magari non ce n'è stato bisogno. Dobbiamo considerare a livello di promozione di prodotti e servizi che nel territorio italiano il 70% del PIL è intermediato dagli agenti di commercio, che in Italia sono 250.000, in Europa 700.000, negli Stati Uniti d'America 4 milioni. Tenete in considerazione il fatto che l'e-commerce nel 2019 ha tirato fuori un valore pari al 7% del totale dei consumi retailer, quindi comincia ad avere un peso importante. Il 7% degli acquisti retailer sono fatti nell'e-commerce e non è un dato bassissimo. Un altro aspetto importante, un'altra indicazione viene dal place, cioè attenzione perché la GDO la fa da padrone, soprattutto nel commercio alimentare, intermedia più del 70% del fresco e del confezionato. Stiamo attenti pure al ruolo dei grossisti, perché spesso il grossista detiene un controllo importante del canale distributivo al dettaglio. Un altro aspetto fondamentale su cui si deve porre una grande attenzione sono gli aspetti dell'internazionalizzazione, soprattutto per le piccole e medie imprese e per le nane imprese. Non è assolutamente un termine negativo, nane imprese è un termine tecnico che individua soprattutto le aziende che sono più piccole di quelle obbligate ad avere la revisione legale, quindi aziende più piccole di 4 milioni di fatturato. Bene, queste aziende, per quella che è la mia esperienza, devono valutare se è il caso di approcciare a un processo di internazionalizzazione che io prevedo in questo momento possa essere un elemento veramente importante e cruciale, e soprattutto attraverso delle aggregazioni informali. Ne parlavo proprio questa mattina con Stefano, ci siamo un po' intrattenuti, abbiamo scambiato delle idee, soprattutto per le micro e piccole aziende che vogliono approcciare al mercato europeo o oltre i limiti del mercato europeo, che per me oggi il mercato europeo è il nostro mercato domestico. Ecco, potrebbero i piccoli approcciare al mercato insieme, lo potrebbero fare in maniera strutturale, soprattutto se si tratta di prodotti complementari che fluidificano sugli stessi canali produttivi. E penso che lì Centro Consorzi possa fare, per la posizione che riveste nel sistema produttivo e economico della zona, potrebbe recitare un ruolo importante. Detto questo, per quanto riguarda l'import e export, attenzione all'approccio che è determinante. Io vedo spesso molti imprenditori che vanno all'estero, cercano di creare dei rapporti, molti dei quali si perdono perché c'è spesso un problema di approccio. Valutate bene le modalità, le strategie e i comportamenti che volete mettere in atto per poter realizzare l'obiettivo di allargare i limiti del mercato aziendale. Ora vi faccio vedere in queste piccole slide, e fra pochi minuti mi taccio perché penso che sarete sufficientemente stanchi, vi faccio vedere come si può approcciare al mercato nazionale attraverso degli strumenti che ti diano contezza delle scelte economiche e ti mettono nelle condizioni di misurare la redditività
della singola operazione. Come vedete, partendo dal costo di produzione, individuate un canale lungo, che era quello che io vi avevo suggerito nella misura in cui questo è possibile farlo, un canale lungo dove c'è il grossista, il dettagliante e il consumatore finale. Qui abbiamo messo pure l'ipotesi di utilizzo di siti e-commerce, e questo modellino che vi sto presentando vi mette nelle condizioni di capire come è possibile analizzare a priori la redditività di un canale e di un prodotto. In questo caso, ad esempio, vendendo il prodotto cancelli in ferro battuto zincato ad un grossista a 1367, l'azienda ha un utile di 4,56. Vi ricordo che la media nazionale è il 4,10. Se significa 4.000 euro di utile ogni 100.000 euro di fatturato. Sul retailer abbiamo un rendimento più alto in questo modellino. Sul consumatore finale, quando si vende al consumatore finale a 2100, un risultato superiore. Qui vi ho fatto un esempio pure di come ingegnerizzare la vendita via e-commerce, che deve avvenire in linea generale allineando il prezzo di posizionamento al consumatore, e come si calcola sulla base dei costi di trasporto e di un'eventuale commissione che può essere pagata a un sito e-commerce esterno come eBay, perché non è che è necessario costruirsene uno, si può anche utilizzare un sito e-commerce esterno. Generalmente su eBay le commissioni di questo tipo di prodotto arrivano a questo livello. Come è possibile calcolare la sostenibilità economica? Per quanto riguarda i processi di internazionalizzazione, uno dei processi di internazionalizzazione di internazionalizzazione ed esportazione più semplice è quello dell'esportazione indiretta dei prodotti attraverso un importatore, ad esempio, che segue direttamente il mercato, e lì bisogna avere capacità di negoziazione e di comprendere qual è il risultato che è possibile ottenere su quel mercato a livello economico, ed avere una capacità di gestire la negoziazione, la trattativa quasi in tempo reale, con un'efficienza massima. Altre due slide e mi taccio. Vi faccio vedere qua come è importante gestire il costing, il pricing nella pianificazione. Vedete qui abbiamo un prodotto X con il suo costo di produzione 10, che se venduto a 10,80 genera 4,98 di margine di profitto, quindi su 800.000, 40.000. Vedete cosa succede con una piccola riduzione di 30 centesimi, pari al 2,70, si genera una riduzione del 55% dell'utile. Quindi questo vi sta a dire, attenzione, quando si pianificano processi commerciali bisogna tenere conto del mercato, bisogna tener conto della sostenibilità. Un'altra slide che vi dice e vi fa comprendere qual è il trade-off fra termini di pagamento, crediti e flussi di cassa. Se noi abbiamo un cliente che acquista 80.000 euro di prodotti all'anno e lo facciamo pagare a 30 giorni, abbiamo 8.000 euro di crediti. Se lo facciamo pagare a 90 giorni, abbiamo 24.000 euro di crediti. Ciò significa che dalla prima ipotesi alla seconda ipotesi ci sono 16.000 euro di differenza, e quindi un impegno finanziario minore cassa per 16.000 euro. Vi ringrazio per l'attenzione, io preferisco fermarmi qui, altrimenti ritengo che si fa eccessivamente tardi. Grazie. Ti ringrazio Nicolò, mi dispiace che siamo arrivati così lunghi, credo che eventualmente, se tu dai la disponibilità, eventuali approfondimenti potranno essere fatti direttamente con te dalle aziende interessate. Se c'è Michele Verdolini. Michele? Sì, eccomi qua. Eccoci. Proprio per invogliare le aziende ad approfondire questi temi legati all'internazionalizzazione, cambio generazionale, eccetera, se vuoi fare proprio una pillola di 1 minuto e mezzo, 2, per far vedere gli strumenti agevolativi, in modo tale da poter dargli questo spunto. Va Grazie. bene, chiedo a Nicolò se può fermare la sua presentazione, così io parto con la mia. Sì, cerco di... Ecco, interrompi, scusami. Bravissimo, ma figurati. Fatto l'operazione.
Allora, buona serata a tutti, vi ringrazio per aver sostenuto fino adesso la vostra attenzione. Vi chiedo solo 3 minuti ancora solo 3 minuti per vedere insieme alcune opportunità. Mi scuso perché mi ripeto rispetto a ieri, che ho fatto un intervento molto simile. Diciamo che quello di cui abbiamo parlato oggi, che è il controllo di gestione, come anche l'analisi di tutti gli indici di produzione che potete andare a rilevare sul campo produttivo, e così come anche organizzazione agile del lavoro, in telelavoro, smart working, sono linee che sono eventualmente finanziabili dai voucher regionali quindi questi bandi per la digitalizzazione, innovazione ed internazionalizzazione. Diciamo che noi come centro consorzi ci avvaliamo anche dei talenti del Fab Lab Belluno, e attraverso il consorzio che abbiamo costituito 3 anni fa, che è il Consorzio Cultura Comset, abbiamo la possibilità così di sviluppare queste consulenze anche molto avanzate. Il Fab Lab è animato da un'associazione che è sostenuta direttamente dall'EPTA SPA, che è la Costan sostanzialmente, e per questo diciamo che è un rapporto che ormai dura più da 5-6 anni, e noi facciamo parte di un progetto di Open Innovation per loro, perché sostanzialmente tiriamo su i talenti e anche stiamo studiando delle soluzioni avanzate per loro. Allora, vediamo velocemente il contenuto dei bandi. Il bando per la digitalizzazione permette all'azienda artigiana di poter richiedere fino a 3 voucher che vanno a coprire al 50% le spese per la digitalizzazione di impresa. Stiamo parlando sostanzialmente che ogni progetto a voucher può essere di fino a 7.000 euro, e quindi voi potete andare, richiedendone 3, ad avere un contributo massimo di 10.500 euro. Le tecnologie che potete andare ad introdurre grazie a queste consulenze finanziate sono sostanzialmente tutte quelle dell'industria 4.0 o le nuove tecnologie avanzate che potete pensare di conoscere, compreso l'uso dei droni, CAD/CAM, MES, gestionali, e-commerce, sistemi di videochiamata, interattività, eccetera. I progetti vanno anche ad sostenere quello che è il passaggio generazionale all'interno delle imprese artigiane, nella stessa formula delle 3, fino a un massimo di 3 progetti cumulabili tra di loro. Però l'aiuto qua è molto considerevole, perché arrivano a sostenere progetti da 10.000 euro al 75%, quindi il contributo massimo di voucher di 7.500 per 3, dove però è previsto anche un premio di avvio nel caso in cui l'azienda è stata passata, diciamo, che ha avuto questo passaggio generazionale con successo, fino a 20.000 euro a fondo perduto al 100%, anche per acquisti di hardware, software e macchinari. Poi ci sono i bandi per l'innovazione. Qui possiamo chiedere un solo servizio aperto a tutte le piccole e medie imprese del Veneto, o con almeno una sede operativa in Veneto. L'intensità di aiuto è del 40% e gli importi sono dagli 8.000 ai 40.000 euro. Innovazione di prodotto oppure di processo, anche quello commerciale, anche quello amministrativo, non solo produttivo. Certamente il monitoraggio dei costi è un processo importante, e questi sono dei voucher che vanno ad aiutare a sostenere proprio questo tipo di attività. L'attività di fidelizzazione del vostro mercato internazionale e anche locale, perché se facciamo una strategia, di fatto siete sempre voi che state vendendo il vostro prodotto o vostro servizio, sono sostenuti fino a 40.000 euro. Devo dire che nei bandi innovazione, se andiamo a certificare il processo o andare a brevetto, avete un 10% in più di sostegno. Sostanzialmente ci sono delle scadenze. Abbiamo per i bandi digitalizzazione e passaggio generazionale, la prossima scadenza è quella del 4 giugno, quindi abbiamo
un mesetto per poterci lavorare insieme e poter ottimizzare la richiesta delle domande di finanziamento, agevolazione. I progetti per l'innovazione hanno 2 sportelli ancora liberi, disponibili, che sono il 25 giugno e poi eventualmente si passa proprio all'anno prossimo, l'11 di febbraio. I progetti per l'internazionalizzazione hanno sostanzialmente scadenza molto simile, i primi di luglio e le date molto simile per febbraio dell'anno prossimo. Io vi lascio qui i miei contatti, ve li riporto anche nella chat. Sapete che sono disponibile eventualmente anche domani se volete telefonare, e questo materiale verrà poi lasciato tramite Stefano e distribuito ai partecipanti. Ecco, vi ringrazio per la disponibilità e lascio così la parola a Stefano. Eccoci qua, ermetico e preciso. Credo che questo faccia piacere anche alle aziende, soprattutto per accompagnarle in questo momento. Ricordiamo che siamo sempre con voi per quanto riguarda la cassa integrazione, per quanto riguarda il credito se avete bisogno di una mano anche sotto i 25.000 o sopra i 25.000 per quanto riguarda la liquidità che è stata messa a disposizione delle aziende, e vi manderemo tutti gli atti e sto preparando i video su YouTube in modo tale da poter esservi di aiuto anche successivamente. Un ringraziamento va a tutti i relatori, tutti gli intervenuti, dal collega professor Daniele Trabucco, il professor avvocato Innocenzo Megali, il dottor Massimo Braghin, il dottor Daniele Longo, il dottor Nicolò Castello, e anche al dottor Michele Verdolini, la presidente di Rete Imprese Dolomiti, che è la dottoressa Barattin, e ovviamente il nostro direttore Michele Talo, il dottor Michele Talo, per quello che hanno fatto, e speriamo di fare presto un altro evento. Vi chiederemo eventualmente quali sono gli argomenti che vorreste sviluppare per i prossimi incontri, in modo tale da venire incontro alle vostre esigenze e quindi essere la vostra associazione che, ricordo, non ha tutti questi contributi associativi come le altre, e è del territorio, per il territorio e a favore delle imprese e dei professionisti. Grazie ancora, vi saluto. Michela, vuoi fare un saluto anche tu? Eccomi, sì. Sì, beh, hai già detto tutto quello che serviva. Io ringrazio tutti veramente i relatori esaustivi, chiari, interessante, quindi bene, mi fa piacere. Mi fa piacere per chi è stato con noi, le iniziative andranno avanti, quindi se qualcuno ha qualche idea, effettivamente qualche argomento da approfondire o qualche dubbio, siamo qua, insomma, quindi cerchiamo di essere disponibili e di aiutarci. Grazie Stefano, fenomenale. Grazie a tutti, grazie, arrivederci. Grazie a tutti di nuovo. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Un saluto. Grazie. Grazie mille.